Buongiorno, buongiorno. Questa mattina partiremo con queste immagini del maltempo, questa fragilità del territorio. Da una vita che sappiamo che succedono questi fatti, abbiamo già visto le alluvioni, però ieri anche la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, ha detto forse nelle golene non si doveva mettere quello che si è messo, non si doveva costruire. Forse il business ha superato il buon senso, c'è qualcosa che non torna, ma poi che pagano le conseguenze sono queste persone che si ritrovano con le case con i tetti scoperchiati, le aziende devastate. Allora io mi domando, ma la politica si interessa di più del terzo, quarto mandato, delle liste prossime che vedremo? O invece di capire che forse bisognava fare prevenzione, magari anche con le assicurazioni dei tavoli per trovare degli accordi per aiutare questi agricoltori, queste persone? Io non so cosa sta succedendo, però dobbiamo riflettere su questo. Ne parleremo questa mattina con Franco Nicoletti, Presidente Comitato Agravie di Ciano. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Ma anche con un sindaco a me molto gradito. Voi sapete che i sindaci mi sono molto graditi, non tutti ma una buonissima parte. E parlo di Danilo De Toni, sindaco di Alighe. Buongiorno sindaco. È un piacere rivederla, sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo con queste immagini, quello che è successo ieri, in un minuto con una tromba d'aria. Ma cosa si può fare? Ma forse se ascoltiamo qualcuno addetto ai lavori, forse qualcosa si potrebbe fare. Non dico sempre, ma in molti casi sì. Andiamo a vedere queste immagini e poi le commentiamo. Ecco, guardate cosa è successo, un minuto. Tra poco andiamo in diretta per far vedere cosa è successo. Guardate, una cosa incredibile. Allora, partirei proprio da Franco Nicoletti. Presidente, ecco, queste immagini cosa dimostrano? Prima che abbiamo un territorio molto fragile, costruzioni che non sono più adatte a queste evoluzioni del cambiamento climatico, bisognerà veramente decidere di fare qualcosa perché i tetti volano come fossero delle cartoline da spedire. Prego, Presidente, cosa ci dice? Io penso che quando parliamo di cambiamento climatico dovremmo farci anche un esame autocritico. Perché è avvenuto questo cambiamento climatico? Questo non risolve il problema, però ci fa capire la radice del problema. Il cambiamento climatico avviene perché l'uomo è intervenuto a livello planetario in maniera sbagliata. Se non cambiamo direzione, quello che oggi è il cambiamento climatico e crea questi problemi, figuriamoci cosa succederà fra 30-50 anni che il cambiamento climatico sarà ancora più accentuato se non cambiamo strada. Quindi penso che ci sia da muoversi in una doppia direzione. Uno, nel mettere in sicurezza quello che è l'esistente adeguando le nostre infrastrutture e dall'altra parte fare di tutto per, non dico rallentare, ma addirittura far cessare questo processo di distruzione del pianeta dove l'uomo ha una parte importante in questo cambiamento con l'inquinamento, con tutto quello che porta a questo tipo di problematiche. Quindi da una parte prevenire mettendo in sicurezza, dall'altra fermare questo disastro che stiamo continuando a causare. Visto che nessuno e niente, quando parlava prima della politica, penso che siano loro i primi a doversi mettere in prima persona nella tutela del territorio e dell'ambiente. Se riusciamo a innescare questo meccanismo virtuoso, probabilmente il cambiamento climatico non procederà più così a grandi passi come sta procedendo oggi, causando danni che saranno sempre maggiori ovviamente. Allora sentiamo anche questa lanciata del sindaco Soldan per poi passare la parola a Danilo De Toni, sindaco di Alighe. Andiamo a sentire cosa ha detto il sindaco Soldan di Pieve di Soligo. Una tromba d'aria che ha coinvolto quante case? Una decina di case, diverse aziende. Il problema più grande lo abbiamo su questo borgo nella località del Patean perché un capannone con delle Eternit e diversi annessi rustici sono volati praticamente via, quindi hanno contaminato anche delle aree agricole. Adesso dovremo capire
come riuscire a intervenire nell'immediatezza proprio per rimuovere il materiale. Siete anche senza corrente? Attualmente sono senza corrente perché è caduto un albero, mi sembra in comune di Fara di Soligo. Enel Distribuzione si è attivata subito, stanno cercando appunto di riparare questo danno per ridare al borgo la corrente. La strada è rimasta, adesso è chiusa per il momento? La strada l'abbiamo chiusa in via precauzionale perché alcuni elementi di Eternit che sono caduti si sono anche sbriciolati, quindi dovremo capire se intervenire con una pulizia specifica proprio per la rimozione della via e anche per garantire il ripristino delle attività che ci sono. Sindaco, si parla proprio di una tromba d'aria vera e propria? È stata una tromba d'aria, sì. Non è la prima volta proprio vedi Soligo? No, diciamo che mancavano 2 giorni per festeggiare purtroppo l'episodio di 2 anni fa, del 2023, che era il 23, in cui questa zona è stata colpita da una grandinata molto violenta e anche da una tromba d'aria che poi si è ripetuta anche ad agosto, quindi diciamo non ci porta bene il fine del mese di luglio. Soprattutto pensiamo alle famiglie, la cosa fortunata è che non ci sono stati feriti, non ci troviamo nella condizione di evacuare in questo momento famiglie e altro. Questo palo è stato completamente contorto e distrutto, la base è ancora fissa a terra e il cartello è qui. Quindi per spiegare qual è stata l'energia che ha sprigionato in questo punto questa tromba d'aria. Una forza davvero pazzesca. Direi di sì, quegli alberi che non ci sono più in questo momento si trovano a circa 60-70 metri di distanza. Allora, Sindaco De Toni, ecco, quello che è successo può capitare dappertutto, noi abbiamo vissuto Vaia, cosa è successo in poco tempo, eppure si continua a parlare, si continua a discutere, però non si agisce. Soprattutto io volevo parlare di questa montagna che sta franando, di queste opere megalattiche, però per arrivare, diceva qualcuno in questa settimana, e anche un mio amico, 3 ore per arrivare da Cortina a Treviso, e se ti va anche bene. Allora qualcuno pensa a voce alta, ma hanno fatto gli interessi della popolazione in generale, perché a Cortina non è che si muova solo il Veneto, parliamo di persone che si spostano, oppure hanno fatto per i soliti noti queste infrastrutture. Cosa ne pensa lei, sindaco, e anche in merito alle parole di Soldan, del sindaco di Pieve di Soligo? Innanzitutto sono vicino al collega Soldan e a tutte le famiglie che hanno subito i danni da questa tromba d'aria. Purtroppo sono eventi che sono sempre più imprevedibili, sia giù in pianura ma anche qua in montagna. E una cosa volevo dire, per quanto riguarda le opere, sì, le opere sono state fatte adesso per le Olimpiadi, le abbiamo volute le Olimpiadi, e quindi se abbiamo deciso di candidarci è giusto che portiamo anche a casa quello che deve essere fatto per lo svolgimento di questa manifestazione. Logico che nel passato si è pensato a costruire ovunque e anche in posti sbagliati, e purtroppo ne stiamo pagando le conseguenze di questo modus operandi. Lo è successo in montagna, ma è successo anche da tante parti nella pianura e in diverse città anche importanti. Come dico, stiamo pagando le conseguenze di questa voglia di fare, speculare, e adesso dovremo fare un bel ragionamento e forse tornare indietro. Per quanto riguarda la montagna, è logico che la montagna si sente violata e naturalmente si sta, diciamo, vendicando anche se ci sono certe situazioni che forse erano già prevedibili, perché lo sgretolamento della montagna è una conseguenza anche delle condizioni meteorologiche. Sindaco De Toni, è anche vero però che abbiamo sentito che ci sono ancora questi capannoni con l'Eternit, e mi sembra che l'Eternit sia stato bandito da tanti anni. Eppure abbiamo sentito, allora io penso, quando prima ho detto che ci vorrebbero dei tavoli per capire come agire, come fare, per aiutare anche le persone che non hanno magari la possibilità di togliere questi tetti in Eternit, perché ripeto è bandito da anni, ma li troviamo nel 2025. Non pensa che la politica, anche quella regionale, perché è là che arrivano i soldi, è là che arrivano determinate importanti decisioni, poi noi passiamo sempre il cerino a Roma, ma mi sembra
che anche la Regione abbia un ruolo importante e significativo. Non pensa che si dovrebbe più agire con dei tavoli, con gli addetti ai lavori, ma quelli che sanno, ecco, squadre di persone che veramente mettendosi insieme cercano di trovare qualche soluzione. Io pensavo prima anche alle assicurazioni, possibile che non si riesca a trovare una soluzione? Ecco, abbiamo sentito un imprenditore che ha detto che le assicurazioni non ne vogliono più sapere, non ci assicurano più, i costi sono altissimi. Pensa, Sindaco, che avremo bisogno di tavoli, di persone, perché io sarei stanca di queste commissioni che sono fatte, mi sembra, da 8-10 anche persone, che alla fine non sai mai di cosa discutono, cosa decidono, perché è una cosa incredibile. E poi la patata bollente ve l'hanno lasciata a voi. Voi dovete risolvere tutti i problemi. Non avete soldi, pochissimi, ecco, qualche fortunato perché fa parte magari del giro magico, allora là arrivano più soldi che agli altri, perché dobbiamo anche dire come stanno le cose, però la verità è anche questa. Poi il sindaco si doveva muovere, il sindaco doveva fare. Prego, Sindaco De Toni. Sì, ascolta Mirella, tavoli se ne fanno, ci sono tante commissioni, ci sono tanti tavoli, ma poi quando è il momento di concludere, vedo che si conclude poco. Purtroppo si ha a che fare con una burocrazia che è un pachiderma, e questo ci mette in difficoltà soprattutto noi come sindaci. La voglia di fare ci sarebbe, ma poi abbiamo le mani legate da 1000 lacciuoli che ci vincolano su tutto. Tornando al discorso dell'Eternit, è giusto quello che dici te, perché se ne parla dal 1990 che l'Eternit è stato bandito. Naturalmente occorrerebbero dei finanziamenti per sostenere queste aziende che hanno queste coperture qui. Sappiamo benissimo che il costo di smaltimento è altissimo, le procedure idem sono costose, e qui veramente occorrerebbe un sostegno da parte del pubblico, perché non tutti sono in grado di sostenere questi costi. Poi è vero che l'Eternit, se non è sgretolato, mettendo dei fissativi non crea grossi problemi, parlo da tecnico qui, però naturalmente se vogliamo arrivare a una bonifica occorre che ci siano degli interventi importanti da parte del pubblico. Come dice lei, non basta parlare, bisogna anche agire. Eppure sono arrivati i fondi del PNRR per la riqualificazione anche del territorio, avrebbero dovuto essere impiegati, però noi non abbiamo presentato i progetti, abbiamo soldi che non riusciamo a spendere perché non siamo pronti. Non le sembra, Sindaco, che forse quando io dico che ci vorrebbero dei tavoli con dei professionisti seri che sappiano che non facciamo solo i grattacieli con le 8 stelle per i super milionari, ma riusciamo anche a pensare alle famiglie, alla popolazione, ai giovani e meno giovani, perché comincio a essere molto preoccupata, ma glielo dico perché ho un banco solidale. Quando hai un banco solidale tocchi con mano la realtà. Io ho un banco anche molto importante e anche con numeri molto importanti, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico, perciò capisce che quello che vedo tra oggi e domani mi fa molto riflettere. Prego, Sindaco. Sì, una cosa Mirella, tu hai parlato del PNRR, mi sono confrontato con diversi colleghi, molti non hanno intrapreso iniziative sul PNRR per la paura della burocrazia, soprattutto della rendicontazione che è pesantissima, quindi la paura, se non si riesce a presentare la documentazione nei tempi e nei modi previsti, di dover pagare con risorse del comune. E questo è stato il grosso problema, secondo me, per cui il PNR non è stato utilizzato in toto. Dopo, naturalmente, tu dici sì, bisogna fare dei tavoli con i professionisti, ma dopo, siccome siamo nel pubblico, i professionisti devono confrontarsi anche con la parte politica e quindi con tutto l'iter burocratico. È un gatto che si morde la coda. E allora speriamo che cambino le cose, perché così di sicuro non si può andare avanti. Ecco, questa burocrazia non l'hanno messa gli imprenditori, gli artigiani, neanche i sindaci, ma l'ha fatta il Parlamento. I burocrati poi l'hanno scritta, ma il Parlamento l'ha firmata, perché è là che si firmano. È inutile che ci girano, e il problema nasce tutto là. Chi ha messo la burocrazia? Questa burocrazia non va bene, però col Ponte Morandi, Sindaco, si è visto che se si vuole si riesce a superare. È una volontà politica, come dice lei.
lei. Allora vuol dire che fino adesso non c'era la volontà politica di cambiare le cose. Lasciatemelo dire, perché bisogna dire anche le cose come stanno. Adesso ci sarà un cambiamento, almeno si spera, e vedremo se c'è questa volontà politica di cambiare questa burocrazia che impedisce anche ai detti lavori, soprattutto ai sindaci, di operare, perché il sindaco De Toni è stato molto chiaro, ha detto: la volontà ci sarebbe, Mirella, avremo anche piacere di fare, ma non ce la facciamo. Allora Nicoletti cosa dice, Presidente, dopo aver sentito questo sindaco che parla a voce alta molto chiaro? Dice delle cose assolutamente corrette, e altrettanto hai fatto tu. La burocrazia non è un qualcosa che abbiamo trovato in natura, l'abbiamo creata, e quando vedi che ti mette questi lacciuoli ti viene da pensare che sia stata creata apposta così, proprio per evitare che possano accedere chiunque a questo tipo di fondi. E questa burocrazia, hai citato un esempio importante che è quello del Ponte Morandi. Penso che da quando io sono nato, quindi ormai 60 anni, non ho mai visto un'opera pubblica che sia stata fatta spendendo esattamente i soldi previsti e nei tempi previsti. Dall'altra parte, quindi in questo caso usata bene, vediamo quello che è successo a Milano, quel processo che sta per partire, dove vediamo che hanno costruito di tutto e di più in barba a tutta la burocrazia che c'era. Quindi non avevano la paura che diceva il sindaco. Esattamente, e questo ti fa capire che non si vogliono fare le cose fatte bene se non si vuole farle, non se non si può farle. Se si vogliono fare, si possono fare, vanno chiesti l'aiuto a dei professionisti che abbiano sempre degli approcci multidisciplinari rispetto a quello che succedeva un 40-50 anni fa, perché gli studi che sono stati fatti anche in cose positive sulla salvaguardia del territorio ci hanno fornito delle conoscenze nettamente superiori a quelle di 50 anni fa. E se usassimo tutti questi strumenti nel modo corretto, sicuramente riusciremo a fare e a realizzare tutta una serie di cose. Quando vedi che non vengono fatte, trai la conclusione: se non vengono fatte è perché non vogliono che vengano fatte. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Allora non so se abbiamo Rinaldo, Maurizio in linea, poi continuiamo. Ciao Mirella, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Saluto i tuoi ospiti presenti. Allora, stiamo parlando di inquinamento atmosferico e naturalmente cambiamenti climatici. Allora Mirella, io dico una cosa, si parla poco però degli aerei, che naturalmente nel carburante di questi aerei già stiamo capendo che hanno dei grossi additivi nocivi per la natura. Ecco, naturalmente le scie chimiche, che non è più un coso, come posso dire, un optional, però qua ne stanno parlando e alcuni cercano di insabbiare la verità. Si parla poco delle scie chimiche inquinanti. Allora, mi dispiace per te, ma ne abbiamo parlato in una puntata proprio con i responsabili dell'associazione Club 2 Frecce Tricolori, che non ci sono queste scie chimiche, l'hanno spiegato, poi ognuno può fare le proprie riflessioni, Maurizio, e hanno spiegato anche del carburante, perciò non è vero che non se ne parla. Io ne ho parlato un'ora intera con questi addetti ai lavori per capire se è vero o non è vero. Grazie Maurizio, andiamo avanti, se no non ce la faccio. Andiamo a vedere anche questa intervista. Ecco, a questo oltre al sindaco Soldan, anche queste immagini di allerta gialla e poi questi cittadini vivaio. Andiamo a sentire cittadini vivaio. È successo tutto in un battibaleno, perché diciamo non è che fosse stato sereno, c'era il nero sì del temporale, ma in 30 secondi poi che è arrivato sto tornado che ha divelto tutto veramente. Eri a casa quando è successo? Sì, ero a casa, ho cercato di ripararmi per fortuna, perché cadevano tutte le tegole del tetto, come vedete che... È riuscito a scappare?
Sono riuscito a scappare, sì. Gridavo per mia mamma perché era andata per chiudere la serra e ha disastrato tutto in pratica. Danni tanti abbiamo visto. Parecchi. Adesso speriamo bene che ci sia qualcuno. È venuto il sindaco, sono venuti quelli della protezione civile. Sto aspettando i pompieri perché mi mettano in sicurezza le tegole. Una tromba d'aria, sì, ma una cosa impressionante. Ma veramente impressionante, c'è da far paura, non avevo mai visto una cosa del genere. Ha perfino sollevato questa botola di cemento. L'ha sollevata questa? Questa l'ha sollevata e l'ha portata di qua, che c'erano i fiori sopra, qua è tutto il materiale che ormai abbiamo ammucchiato. Anche lì Anche di qua, guardate solo cosa è successo. Siete senza corrente ora? Siamo senza corrente perché un tetto di un altro signore ha divelto i fili elettrici, stanno cercando di riparare, insomma. Quanti danni? I danni non so ancora quantificare. Ma cosa Ingenti comunque, non lo so, una piccola tromba d'aria, non so cosa sia. Ma gli è stata distrutta tutta la sua serra? Come scusi? Distrutta tutta la sua serra? No, parzialmente, questa qua è andata completa, però le altre sono rimaste in piedi. È stato tutto all'improvviso. In giro di un minuto fatto e risolto il problema. 1 minuto, non di più. E le cose dentro la serra sue? Era tutto in giro, questa qua era tutto fuori. Adesso è stato sistemato, messo a posto, ho raccolto un po' le immondizie e il resto dentro. Questa qua c'erano dei cetrioli e dei pomodori freschi, piccolini, e quelli sono andati tutti. Alberi che sono volati fino a qua? Sì, la trovo alla lamiere, trova per un centinaio di metri, trova ancora coperture dei signori così. Tanta paura. Tutti in un attimo, ha visto le cose. Non so neanche a mi spiegarmi, mi veniva addosso sedie, di tutto e di più. I miei cani avevano paura, si sono rifugiati dietro. Poi 1 minuto poi venirsi dentro. Un disastro. Non so se stanno a dormire. Brutto. Pensa 1 minuto, pensa se durava 3-4 minuti, se su 1 minuto ha fatto quello che ha fatto. Politici, riflettete. Allora capisco che magari la bacchetta magica non ce l'hanno, però iniziare a intervenire non sarebbe male in qualche maniera. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie, scusa che manca ieri, ma Vai così tranquillo, vai tranquillo. Che mi siete voi un problema. protagonisti. Ieri sulle Grave di Ciano, ieri la sindaca ha detto che appunto le Grave di Ciano, come sapete, è una golena. La golena è un territorio che esiste apposta per ospitare l'acqua piena di fiumi, come sul Po che ne ho parecchiano. Quindi in teoria, ripeto, a me non vedrebbe un problema se le Grave di Ciano fosse, come dire, deputate appunto ricevere l'acqua del Piave in piena, a meno che, e questa è la mia domanda, se può chiarire in maniera definitiva, a meno che l'opera delle casse di espansione, oltre alla cementificazione, che in effetti non è mai una bella cosa, daria ad aumentare a dismisura la quantità di acqua del Piave in piena che andaria a scaricarsi in queste grave, perché una golena deve ricevere l'acqua, se no non è una golena. Ma ecco, qual è il problema? Cioè che arriveria troppa acqua durante le piene del fiume Piave, oltre alla cementificazione, per carità, perché se è così si può anche capire che qualcuno, come dire, storce il naso. Altrimenti, cioè, io veramente non capisco, la golena è per ricevere l'acqua del fiume piena, dov'è il problema? Se lo può chiarire in maniera semplice, ma una volta per tutte. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro. Allora, Presidente Nicoletti, a lei il commento. Questa affermazione, questa domanda, più che un'affermazione del suo ascoltatore, penso che sia centrata e appropriata. La golena fa parte del fiume, quindi la golena viene naturalmente sommersa dall'acqua in eccedenza nel momento in cui ci sono degli eventi di piena, tant'è che il territorio delle Grave di Ciano penso che sia uno dei migliori esempi della gestione di un fiume. Perché? Perché quando si alza l'acqua ha il suo spazio per sfogare la sua forza e tutto, e infatti l'esondazione va a coprire tutta la golena lasciando integri i territori circostanti.
La domanda non dovrebbe essere perché viene usata così, ma dovrebbe essere ma perché non facciamo che tutto il fiume venga usato così, cioè che tutto il territorio circostante al fiume abbia il suo spazio per far passare l'acqua nel momento in cui ci sono delle eccedenze. Il problema è che da un certo punto in poi, da Ponte di Piave per l'esattezza, e in parte anche da Nervesa a Ponte di Piave, anche se in quantità molto minore, il fiume da avere uno spazio a disposizione nel Grave di Ciano, siamo a circa 3 km di spazio, passiamo a 200-300 metri e l'uomo ha avuto l'ambizione di voler far passare tutta l'acqua in quei 200-300 metri. Ovvio che è come un imbuto, no? Quindi se tu stringi il foro dove deve passare l'acqua, nel momento in cui ti arriva un'eccedenza, questa va sopra e va a esondare. Cosa vorrebbero fare le istituzioni? Vorrebbero costruire delle casse di espansione, che non sarebbe propriamente giusto il termine espansione, ma sarebbe laminazione. Perché vorrebbero che nel momento in cui c'è un picco di piena superiore all'acqua che riesce a passare nell'imbuto in fondo, venga laminata quest'acqua in più, venga stoccata, quindi fermata, non più espansa e continua a correre come succede oggi, ma venga completamente fermata su quel territorio. Quindi andrebbe a occupare uno spazio importante, al di là del valore ambientale di quel territorio, e avremo che anche le Grave di Ciano da 3 km passerebbero a 700-800 metri di spazio libero. Questo andrebbe addirittura a mettere in crisi anche il territorio circostante, soprattutto la sponda sinistra del fiume, che è mediamente un 20-30 metri più bassa della sponda destra. Probabilmente a quel punto non passerebbero più le punte di piena così importanti anche su quel territorio, e io mi chiedo ma perché dobbiamo costruire delle vasche di espansione nel posto sbagliato? Facciamolo nei posti giusti. Allora l'ingegneria idraulica ci dice che vanno fatte nei punti di minor pendenza, e lì c'è una pendenza molto forte, tant'è che il fiume Piave in quel punto sembra più un torrente che un fiume. Nei punti più vicini al problema, quindi più vicini a Ponte di Piave, che è il punto veramente critico dove il fiume diventa l'imbuto vero e proprio, e dove l'impatto ambientale di queste opere ha il più basso impatto a livello di disastro ambientale che andrebbero a essere fatte, perché stiamo parlando di una superficie di 555 ettari. Quindi praticamente la città di Laguna di Venezia starebbe all'interno di queste casse di espansione. Stiamo parlando di un luogo dove non c'è una casa, perché quel territorio ha avuto l'intelligenza di salvaguardarlo e non andarci a costruire all'interno, cosa che invece da altre parti hanno fatto. E quello che è allucinante, ho sentito in alcuni convegni, non l'ultimo a San Donà di Piave, sindaci che hanno chiesto di togliere il vincolo di sicurezza idrogeologica su alcune parti del loro territorio comunale, perché hanno i cittadini che hanno le concessioni ferme per poter costruire. Cioè, oltre al danno che abbiamo fatto, vorrebbero continuare a costruire su territori con il rischio idrogeologico e poi si lamentano delle disgrazie. Abbiamo Rinaldo ha preso la linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ascoltiamo sto Presidente, che se Dio contarne la storia vera di come che si ha da curare un fiume. Bisogna che le persone che si colte per questo mestiere qua, come Presidente qua presente, veniamo aiuto che quello è da fare, che sa come farlo. E tutte ciacque, Mirella, bisogna fare, per esempio il Piave, perché milionetta? Perché invece di far cave, il cava al Piave in maniera che l'acqua ne sia più. Io non so uno che se ne intende, me ne intendo di acqua, ma non di fiumi. E allora bisogna fare questi lavori delle persone come Presidente. E ora c'è sta cosa che da fare. E allora spiega benissimo. Cosa abbiamo bisogno che ne metta la lingua a tutti. E i politici, cosa ha voluto che sappia i politici? Avremo politici da 40 anni che in Parlamento. Che esperienza ha avuto chi abbia? Bisogna dargli nei man
è il nostro Veneto, a persone come questo Presidente che sa cosa fare. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti. Il problema è che in Friuli Venezia Giulia hanno fatto una squadra, come ha detto il professor Mario che ha avuto ospite, proprio come dice Rinaldo, di persone competenti, perché ognuno nel suo merito, però alla fine di trovare le soluzioni. In Veneto invece hanno affidato tutto a un commissario, questo l'ha spiegato bene anche la sindaca Tormena ieri, perciò capite la differenza, uno solo deciderà, mentre da un'altra parte, un'altra regione con idee diverse, c'è una squadra di persone competenti proprio sul tema, perché ce l'hanno anche loro questo problema, che studierà il sistema migliore per arginare queste esondazioni di questi fiumi. Allora, quello che volevo anche sentire del sindaco De Toni, ecco, secondo lei questi tavoli sono importanti, ma fatti proprio da persone che, queste squadre di lavoro, perché noi sentiamo queste commissioni, ma vorrei capire chi siede attorno a queste commissioni, perché molte volte mi vengono anche dei dubbi e dico, ma questo cosa che fa? Io so che è commissione, parlo in dialetto ogni tanto perché mi piace da morirmi a mia lingua. Sindaco, cioè, vogliamo capire che forse, per carità, con tutto il rispetto per le commissioni, ma mettere persone veramente qualificate e preparate all'interno di queste commissioni, ce ne saranno, non dico di no, però molti dubbi me li creo, visto che io frequento anche e so di cosa parlo. Prego, sindaco. Ascolta Mirella, i tavoli, soprattutto in condizioni, quando ci sono queste situazioni critiche, vengono fatti con persone, con dei tecnici, perché non serve farla con dei politici, devono esserci il tavolo, devono sedere delle figure tecniche che fanno le proposte, i politici che recepiscono queste proposte, perché naturalmente poi la soluzione tecnica deve essere messa a terra attraverso poi dei finanziamenti. E quindi devono sedere sia i tecnici sia i politici. Questi sono i tavoli che servono, non il politico da solo che non può risolvere il problema. È molto chiaro. Allora, un'altra cosa, Presidente Nicoletti, è quello che ad oggi voi avete recepito e quale sarà la soluzione secondo lei? C'è la voglia di trovare una soluzione? Perché mi sembra che non ci sia solo il sindaco di Crocetta del Montello, sono riuniti tanti sindaci, anche di un partito che si oppone invece ed è favorevole a queste vasche di laminazione. Prego. Io penso che prima il sindaco di Alleghe abbia detto due elementi di questa commissione, dimenticando però un terzo, cioè nei tavoli devono esserci i tecnici preparati, deve esserci la politica e non devono esserci soprattutto gli interessi privati, perché stiamo tirando fuori sempre le solite storie. Io penso che il Vajont, che non piace che venga citato dall'assessore Bottacin che è di Belluno, ma proprio perché è di Belluno dovrebbe avere il rispetto per questo territorio, e non voglio rivangare disgrazie che hanno portato sofferenza e dolore, ma quello che è stato fatto sul Vajont con delle commissioni tecniche, con esperti diversi che hanno detto non si ha da fare qua, la volontà politica, proprio perché era guidata dall'interesse privato di quel momento, della situazione politica di quel momento, ha voluto fare un'opera meravigliosa dal punto di vista ingegneristico, perché è ancora in piedi, perfettamente integra, però ha creato più morti la diga del Vajont in 4 minuti che il Piave in 1000 anni. Perché? Perché c'era un interesse economico dietro molto forte, c'era la Save, c'era la volontà di fare questo qua e c'erano degli interessi di trattenere l'acqua in quel punto. Oggi, se non abbandoniamo queste strade e ascoltiamo anche tutti gli esperti che hanno diritto ad intervenire, perché hanno una competenza specifica su materie che l'ingegneria idraulica non ha, quindi la conoscenza del territorio dal punto di vista dell'ambiente, la conoscenza dell'aspetto geologico del territorio, dell'aspetto della gestione dei sedimi del territorio, dell'aspetto delle infiltrazioni dell'acqua nel territorio che vanno a rifornire tutte le risorgive di pianura, perché quando l'uomo mette una pezza da una parte crea 5 danni dall'altra. L'ascoltatore di prima, e lo ringrazio per la stima dimostrata, ma pulire il Piave non vuol dire asportare ghiaia, perché quello vuol dire seguire gli interessi privati. Il Piave in certi punti è 7 metri più basso di quello che era.
Se andiamo a vedere i piloni dei ponti, sono scoperti alla base, la base che dovrebbe essere completamente coperta di ghiaia, quindi anche da un punto di vista infrastrutturale della gestione di questi ponti è sbagliata. Ci sono delle strettoie fatte solo per salvaguardare gli interessi di alcuni privati. Se noi parlano della strettoia dei ponti di Ponte della Priola, no? C'è il ponte stradale e il ponte ferroviario, ma se andiamo a vedere quei due ponti dove c'è una strettoia, quasi la metà di quello spazio non viene utilizzato perché viene lasciata un'isola sollevata per riparare gli interessi di un privato che c'è a valle sulla sinistra, che sono le imprese di Grigolin. Lì non si capisce perché non possa venire usato uno spazio così ampio, così importante, che non creerebbe nessuna strettoia su quel territorio, per salvaguardare gli interessi di un privato che ha costruito dentro nel fiume. Una cosa allucinante. Quindi se vogliamo veramente che vengano fatte le cose fatte bene, dobbiamo togliere l'interesse del privato in primo luogo. Speriamo che qualcuno ascolti, ecco, questo rinnovamento che ci sia anche in politica, per vedere se riusciremo finalmente a fare il bene della comunità. Da un certo punto di vista spero che il commissariamento possa dare qualcosa di nuovo, che sia svincolato dal volere politico, perché il volere politico che è guidato dall'interesse privato andrà sempre in una direzione, tant'è che non sta prendendo le decisioni giuste, tant'è che abbiamo l'assessore all'ambiente che vede le normative ambientali come delle zavorre ai piedi. È una cosa incredibile. Dovrebbe essere il primo a volere delle direttive ambientali efficaci e non delle zavorre ai piedi. E allora spero che un tecnico come la dottoressa Colaizzi non si lasci influenzare dal volere politico e vada a perseguire la strada più giusta. Andiamo a vedere queste due sindache in contrapposizione, la sindaca di Crocetta del Montello e la sindaca di Ponte di Piave, Tormena e Roma. Andiamo a sentire. Messa in sicurezza del Piave dopo il via libera del Tribunale delle Acque, che ha respinto il ricorso di 14 comuni montelliani contro le casse di espansione sulle Grave di Ciano, la Regione può procedere con la progettazione esecutiva dell'opera. Se i comuni a valle del fiume confidano che finalmente i loro territori possano essere messi in sicurezza, quelli a monte, capofila Crocetta del Montello, non mollano, contrari ad un'opera che definiscono devastante e inutile se non si interviene su tutta l'asta del fiume. Ed è un botta e risposta acceso quella nella nostra prima edizione del TG tra le due sindache Marianella Tormena di Crocetta e Paola Roma di Ponte di Piave. Io credo che due concetti vadano separati, quello della manutenzione ordinaria che deve essere fatta di asporto del materiale litoide lungo il corso del fiume ed il taglio delle alberature all'interno del fiume, e questo è sicuramente un'attività di manutenzione ordinaria che deve essere fatta, e fondi bisogna che il Ministero ne dia alla Regione per poter attivare questo tipo di cosa. Dall'altra parte è chiaro che gli interventi strutturali vengono disposti dall'autorità di bacino. Io dico, nell'ultimo piano, proprio nel PGRA, quello legato al rischio alluvioni, porta tutta Ponte di Piave centrale, inclusa proprio la zona proprio dove abbiamo il municipio eccetera, in una condizione di colorazione rossa. Qualsiasi cosa debba essere fatta per mettere in sicurezza le persone va fatta, perché altrimenti rispondiamo ognuno personalmente rispetto a quello che non è stato fatto o che non abbiamo agevolato a poterlo fare. Quindi io credo che in questa situazione tutti siamo chiamati a comporre proprio all'interno, lo diceva prima Marianella, del progetto definitivo. Ognuno inserirà le proprie osservazioni perché tutto possa essere delineato in conclusione verso un intervento che metta in sicurezza. Il progetto definitivo è di una cassa in un determinato posto, non si sta studiando il Piave nel suo complesso e distribuendo il rischio nel suo complesso, si sta facendo il progetto per la cassa di laminazione a Ciano, va esattamente a contrario di quello che doveva essere il percorso. Prima si pulisce il fiume, prima si mette in sicurezza i cittadini e poi si ragiona sulla quantità residua d'acqua. Lo diceva anche il passato piano di gestione del rischio alluvioni, ma è più semplice e politicamente più spendibile fare un intervento e soprattutto, a mio modo di vedere, far pensare ai cittadini del Basso Piave che così si risolve un problema, lo si sposta di qualche ora. Abbiamo in linea Adriana da Mestre. Ciao Adriana.
Ciao tesoro mio, è da tanto che non ci sentiamo. Una volta ci siamo sentiti sempre per il solito problema, che io abito al secondo piano e sopra di me c'è sempre un B&B. Sti B&B li danno un po' con facilità, perché ad esempio sulla mia scala, che siamo in 8, ci sono io che ho 79 anni e in fianco a me altri due signori, marito e moglie, di 83 anni. Cioè, il trovarsi sempre persone strane che vanno su e giù, non è bello. E anche l'altra sera alle 11 ho dovuto chiamare la polizia perché mi hanno fatto 2 scampanellate che mi sono spaventata, perché si pensa sempre che magari qualcuno della famiglia stia poco bene, insomma. E niente, allora ho chiamato la polizia perché lui parlava inglese, io parlo italiano, non ci capivamo. Per fortuna che i ragazzi del primo piano sono intervenuti loro e è stato anche un aiuto, perché ringraziando i 58 anni che abito sotto condominio sono un gran benvoluta da tutti. Insomma, se vedono che magari ho delle spese me le portano su, ma quello che non mi va è che incontrare queste persone dicono che fanno spesso volentieri male anche alle persone anziane. Ciò che ne so io, che magari tranquilla, cerchiamo, sì, grazie Adriana, non cerchiamo di impaurire, anche perché c'è un nome e cognome, risponde il B&B e quello è intestato, hanno dato la possibilità di fare questo B&B, però hai fatto bene a dirlo, bisognerebbero ci fossero più controlli, questo su tutti i lati, guarda Adriana, hai fatto bene, purtroppo è quello che mancano, se ci fossero dei controlli e per chi sgarra delle pene severe staremo tutti molto tranquilli, il problema è che non succede questo. Più pubblicità. Leone da Tre Baseleghe, ciao Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Anch'io mi scuso che ho chiamato anche ieri. Vabbè, la faccio per voi la trasmissione. Allora, ho detto ieri che una volta i fiumi avevano un custode e tu vedevi il custode che passava regolarmente a controllare il fiume e gli argini. Adesso non c'è più questo, cioè c'è ancora il custode, ma tu questo custode non lo vedi mai. Allora il mio compito è di pagare il consorzio perché faccia i lavori, perché si occupi del fiume. E il consorzio prende i soldi e si deve occupare del fiume. Cioè, adesso io ogni volta che c'è un problema devo chiamare perché c'era l'argine molto avanzato, ci sono le nutrie che scavano, allora devo chiamare il consorzio io. Il consorzio non risponde. Il consorzio è una Babilonia, non sa chi è il custode e ti devi preoccupare. Io pago e loro devono occuparsi del fiume, non è che io devo essere io a diventare matto perché le nutrie stanno facendo il macello. Lo devono controllare loro più. Adesso io ho quasi 1 chilometro lungo il Barzenego, mi hanno macinato tutta l'erba, sono agricoltore, lo coltivo l'argine. Ogni anno è la stessa cacca, ogni anno mi arrivano e mi dicono perché io non ero io e c'era quell'altro e quell'altro era quell'altro. È una Babilonia. Ciao Milena, grazie. Abbiamo sentito Leone, adesso andiamo a vedere le immagini molto belle di Alleghe che ha mandato il sindaco e grazie anche ai nostri tecnici e regista che abbiamo trovato queste immagini per far capire questa bellezza di questo territorio, sono immagini molto belle. Allora sindaco, che idea si è fatto dopo aver sentito sia queste sindache poi dello stesso partito della Lega, però contro una con l'altra, ognuno che difende il proprio territorio a modo suo e soprattutto quello che ha detto anche il presidente Nicoletti. Gli interessi superano il buonsenso e soprattutto la sicurezza della comunità? Prego. Forse questa è stata una linea che è stata adottata nel passato ma adesso non lo può più essere, mi sembra che non ci sia più perché si sono visti i disastri che sono stati fatti seguendo questa linea qua. Va bene che deve esserci uno sviluppo dell'economia ma questa non può andare a scapito della sicurezza delle persone.
quindi mi auguro che ci sia un ritorno alla logica, questo è importante. Sindaco, come prevede queste Milano-Cortina, queste Olimpiadi, lei che vive nel territorio, cosa sta vedendo, cosa dicono le persone, perché poi quello che sente il sindaco non lo sente né il presidente della regione e neppure a Roma, siete voi che sentite l'umore delle persone, questi sconvolgimenti, questi cambiamenti, queste enormi infrastrutture, punto di domanda, serviranno o no? Alla fine poi che conti faremo? Guardate questa meraviglia. Questo è un vero bacino di laminazione naturale, dice Presidente, guarda che bellezza che abbiamo visto di questo lago di alghe. Prego Sindaco. Vedi Mirella, le Olimpiadi le abbiamo volute, ci siamo candidati, ce le hanno assegnate e quindi quelle opere che servono per lo svolgimento di questa manifestazione a livello mondiale, universale, devono essere fatte, altrimenti dovevamo fare a meno di candidarci. Sicuramente ci sarà una ripercussione positiva nel dopo Olimpiadi su tutto il territorio, questo è sicuro. È così sicuro, io sono sicura, le abbiamo volute no, non tutti, qualcuno le ha volute, perché parlare sempre in generale faccio fatica, io che vedo invece la necessità che ha il territorio e quello che sento tutti i giorni, con problemi enormi di viabilità dappertutto, non solo là. Ma Mirella, ti dico però, se ci siamo candidati, chi comandava in quel momento qualcuno ha voluto candidarsi, quindi... Presidente, io non sapevo niente finché non ce l'hanno detto che eravamo candidati, qualcuno decide sempre, il problema è che poi paghiamo noi, il politico passa e i danni ce li paghiamo noi perché sono soldi pubblici. Magari successivamente, perché all'inizio erano tutti convinti, strada facendo magari qualcuno ha detto ma forse era meglio di no. Però la decisione è stata presa quando si prende una decisione bisogna portarla a termine. Sì, però vede Sindaco, lo dico tutte le mattine, il problema è che se fossero soldi di politici potrebbero fare quello che vogliono, invece sono soldi nostri, perché come ripeto sempre, il politico passa, i danni ce li teniamo noi e li paghiamo noi all'infinità, perché continuano sempre a rilanciare, ma sempre quei soldi nostri, senza capire se è veramente quello che vogliamo e quello che abbiamo bisogno o è qualcos'altro quello che abbiamo bisogno, visto anche la denatalità e soprattutto i servizi alle persone meno giovani, che sono veramente preoccupata, ma veramente preoccupata. Sentiamo Presidente Nicoletti, allora come ormai siamo in chiusura, come concludiamo questa importante discussione su quello che è il territorio, perché voi vi muovete ma per aiutare la comunità, non è che vi muovete per aiutare il singolo, la comunità che va protetta da questa politica molto miope. Io penso che partendo diciamo così dalle grave di Ciano, che è uno dei pochi punti di come dovrebbe essere la gestione del fiume, e vogliamo andarlo a distruggere per costruirci dentro delle casse, quindi creare un danno sul danno, anziché aprire le altre parti del fiume. Siamo riusciti a fare una zona industriale come a Longarone dentro praticamente al fiume Piave. Dovesse succedere un disastro alla diga che c'è poco più in su, non oso immaginare cosa succederebbe a Longarone in questo momento. Quello che a me lascia sempre un po' basito quando sento la politica che dice i magistrati sbagliano, devono pagare di tasca propria. Chi è contro a certe opere, se succede qualcosa, dovrebbero pagare i danni loro. Gli unici a cui non viene chiesto di pagare è la politica. Se la politica prende delle decisioni sbagliate, non dovremmo chiedergli i danni? Perché loro dovrebbero godere di questa amnistia, che tutto quello che fanno va bene, se non va bene paga la comunità? Prima parlavate delle Olimpiadi, le abbiamo volute, non le abbiamo volute. Io ricordo bene cosa veniva detto quando avevano fatto la domanda. Non un euro dovrà metterci dentro lo Stato italiano. Siamo già a oltre 2 miliardi che lo Stato italiano dovrà tirare fuori per queste Olimpiadi. Quando andiamo a vedere il discorso della questione della pista di bob, dove andremo a spendere previsti 120 milioni di euro, non si sa poi quando sarà finita, quando sarà. E avevamo una pista a 95-97 km di Innsbruck messa a disposizione, che potevamo utilizzare con un costo di neanche 30 milioni e senza nessuna manutenzione successiva. Abbiamo distrutto un bosco magnifico
che c'era su quel territorio per fare questa pista. Ma pianteremo altri 10.000 alberi in sostituzione. Ma quelli erano alberi che avevano 100 anni. La funzione ambientale che ha un albero di 100 anni rispetto a un albero piantato domani mattina è enormemente superiore, sia per la salvaguardia del territorio che del benessere del territorio. Non è che ne pianto 10.000 risolvo il problema, lo risolverò forse fra 100 anni. Molto chiare queste riflessioni di Franco Nicoletti, che rimarrà ancora con noi, mentre saluto Danilo De Toni, che auguro buon lavoro a questo sindaco, è ottimista, mi fa anche piacere, vedremo in futuro, ci ritroveremo sindaco più avanti, sentiremo anche altre riflessioni e intanto speriamo che la politica riesca a capire l'importanza di mettere in sicurezza il territorio in tutti i sensi. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie Mirella, ciao. Grazie. A te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Stiamo con Vittorio Caselato. Chi è Vittorio Caselato? Ma chi non conosce Vittorio Caselato? Sentiamo soprattutto cosa dice dei giovani. Ecco, questi giovani rabbiosi, Vittorio, tu con questa palestra importante di judo stai cercando anche di far capire che i percorsi possono essere diversi. Forse questi ragazzi dovrebbero essere affidati più a voi che forse avete l'idea di come tirare fuori la rabbia, ma nel senso buono, non come fanno loro nel senso cattivo. Ma non vedo questa attenzione, purtroppo, o sbaglio? Purtroppo no. Quello che cerchiamo noi è di incanalare la loro forza, la loro voglia di farsi notare in uno sport. Il judo, come altri sport, riescono assolutamente a trasmettere ai ragazzi la capacità di dimostrare quanto sono forti, ma incanalati in situazioni educate e con delle regole, e non per la strada. Quanto importante sono le discipline sportive, indipendentemente da quale disciplina, ma soprattutto perché si inizia così tardi, dalla quinta elementare, a fare le discipline sportive, attività motoria? Che messaggio vuoi lanciare, Vittorio, anche con la tua palestra? Cosa vedi? Allora, tutto questo è vero, purtroppo troppo tardi i ragazzi si avvicinano allo sport. È più facile rimanere a casa e giocare con la PlayStation o altre cose che non fare sport dove c'è un impegno, però la colpa la do anche ai genitori, i quali non sempre aiutano i ragazzi, preferiscono che passino il pomeriggio davanti al telefonino piuttosto che in una palestra, perché è scomodo accompagnarli, è scomodo poi la domenica partecipare ai tornei. Dovremmo fare un esame di coscienza noi adulti. Grazie a Vittorio Caselato, grazie a questa palestra Sport Team via Fonderia, che dà la possibilità di intraprendere dei percorsi veramente buoni, non cattivi. Sport adesso. Abbiamo sentito questa presentazione a questo villaggio delle associazioni che abbiamo creato, perché abbiamo capito l'importanza di unire le forze, specialmente con questi addetti ai lavori, con questi sportivi. Allora ringrazio intanto Vittorio Caselato. Allora, cos'è questo villaggio? Cosa vuoi dire? Io è da lunedì che invito tutte queste associazioni, che veramente erano tante, sto cercando di girarle, nel senso che hanno capito l'importanza di esserci, di fare squadra, di unire le forze. Il problema è che ogni tanto la politica ci mette lo zampino e cerca di imitare o di copiare malamente quello che si è già fatto, perché la visibilità deve averla qualcun altro. Prego Vittorio Caselato. Allora, innanzitutto complimenti per quell'organizzazione che veramente mi ha lasciato sorpreso per i numeri che riuscite a creare e quante persone sono venute a conoscervi. A cosa servono queste cose? A creare aggregazione, a creare un momento di riflessione riguardo anche alle difficoltà. Ho visto dei volontari lavorare per associazioni veramente con grande merito. Lo sport è indubbiamente un qualcosa che aiuta i giovani, ma anche le persone meno giovani a uscire dalla casa, dalle solite routine, comunque stare in mezzo alla gente. Una bella iniziativa, a mio avviso, da ripetere, che senza dubbio farà parlare le persone. Un'altra cosa importante, Caselato, è che abbiamo capito l'importanza
di mettere insieme quelle realtà, anche giovani, che sono un po' così perse di qua e di là, nel senso che lo sport unisce, lo sport è disciplina, lo sport vuol dire regole, vuol dire orari, vuol dire sacrificio, ma se riesci a intrigarli forse ci arriveremo. Io non riesco a capire perché ancora queste discipline non vengono veramente messe all'interno di questa messa in prova, così si chiamano, di queste ore di volontariato puro che dovrebbero fare questi ragazzi, ma che invece vengono dirottati in altre realtà con progetti che si sa, ma se vedremo veramente il risultato. Cosa ne pensi, Casellato? Allora, senza dubbio il volontariato è una cosa importante, ma noto che nei giovani è sempre meno praticato. Ci sono persone mature che o per esigenze di famiglia o proprio per passione per le persone che hanno bisogno di un aiuto ci sono, ma i giovani fanno fatica. Anch'io in palestra sono alla ricerca spesso di persone che mi diano una mano nel gestire certi ragazzini con problematiche, ma la difficoltà è molto grande. Io ho anche contattato di vari enti, ma fai fatica a entrare, sì. Anche se regali qualcosa, fai fatica. Cos'è che li intriga secondo te questi ragazzi quando riesci veramente a fargli capire che lo sport può dare loro un'opportunità di vita diverso? La possibilità di farsi notare, di avere delle soddisfazioni, perché l'ambito sportivo porta a delle competizioni, le competizioni portano a dei successi, anche delle sconfitte, ma portano ai momenti in cui il ragazzo cresce, capisce i propri limiti, capisce dove può migliorare i propri limiti per cercare di essere più performante o comunque più parte di una squadra, di un gruppo. Allora vediamo se è arrivato anche un altro ospite, il professor Gianni Tamino, biologo, già docente di biologia. Buongiorno professor Tamino, grazie di essere qui. Allora, la biologia, questa parola importante che forse ne capiamo poco, la sentiamo poco, invece è fondamentale. Ecco, cosa ci dice di questi ragazzi, anche lei, che forse nella formazione dovrebbero imparare molte cose, compresa la biologia? C'è questa voglia di imparare. Professor Tamino, cosa dice lei che è già stato docente? Come ha visto questi giovani? Che ricordi ha? Ma il problema è che non c'è dubbio che esiste un grosso problema a livello di scuola e anche di università, dove io ho insegnato, nel coinvolgere di più gli studenti dal punto di vista pratico, cioè di creare le condizioni perché non sia solo una questione nozionistica, ma sia una questione di coinvolgimento rispetto ai loro interessi e quindi creare una diversa, a mio avviso, relazione tra la scuola e gli studenti. Questa è una riforma che chiediamo da decine di anni, ma purtroppo non c'è stata, a mio avviso, una grande evoluzione in tal senso. Perché secondo lei, noi lo diciamo tante volte, professor Tamino, anche con eccellenti ospiti, dal professor Cozzi al professor Gerosa e tanti altri, che dobbiamo intrigarli di più all'interno anche degli ospedali, fargli toccare con mano quelle che sono le realtà. Anzi, il professor Gerosa mi dice, Mirella, se dicono che lo fanno già, le dica che non fanno già abbastanza, che gliel'ho detto io. Come dice lei, dobbiamo intrigarli di più, fargli toccare con mano, farli diventare protagonisti nella maniera giusta, accompagnati anche dalle persone giuste. Perché non si fa, professor Tamino? Perché ci sono questi palletti, ecco, invece di aprire e vedere dove vanno a parare questi universitari, questi ragazzi, ma anche i liceali, anche alle medie? Perché no? Ma perché no? Non posso iniziare a far toccare con mano la realtà ospedaliera, l'università. Prego, professor Tamino. Ma i problemi sono vari. Uno è la forma di resistenza del sistema accademico a cambiare, cioè è più comodo continuare in quello che si è sempre fatto. Tutti i cambiamenti richiedono uno sforzo notevole e spesso non c'è la disponibilità in tal senso. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, a mio avviso, non so se l'insieme dell'apparato scolastico e universitario abbia colto la nuova situazione, cioè oggi esiste una consapevolezza maggiore di quello che succede nella realtà, nel mondo, nell'ambiente, e la scuola viene spesso vista come ancora ancorata a visioni di nozioni e di poca capacità di calarsi nella realtà. Faccio un esempio.
io faccio parte di ISNE, Medici per l'Ambiente. Noi abbiamo lanciato un messaggio per la parte di medicina dell'università e abbiamo detto: cerchiamo di applicare quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di One Health, cioè una sola salute che riguarda l'ambiente, gli animali, le piante, l'uomo. In altre parole, non può esserci una persona sana in un ambiente malato. Avere questa visione in cui collochiamo l'uomo nel suo ambiente e collochiamo la sua salute nel contesto di una salute più vasta dell'ambiente è fondamentale, ma non c'è praticamente nessuna università, ho trovato solo una disponibilità a Bologna, di andare in questa direzione, che è quella che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ringrazio professor Tamino e la ringrazio anche di unire le forze con questi addetti ai lavori molto importanti che dicono bisogna fare qualcosa di più, bisogna farli uscire, farli entrare in quegli ambienti che magari avrebbero anche piacere di visitare, di capire come funziona, la manualità, diventare un po' protagonisti. Vedremo dove andrà a parare la politica. È sempre una questione politica, non c'è altro, è inutile che vengano a dire che non è vero, è sempre là. Andiamo anche a salutare un'altra ospite graditissima che ringrazio, Graziella Lazzari Peroni. Grazie Presidente di essere qui, grazie anche a questa Presidente invece che sta facendo da anni, che tenta di fare questo cambiamento anche nel mondo dei fragili, che cerca di partecipare anche con numeri importanti a delle iniziative che magari non sono nel suo territorio, tipo il villaggio delle associazioni, ma non solo, Villa Margherita, orti sociali, perché ha capito l'importanza di includere, la parola inclusione. Prego Presidente, cosa dici? Cosa hanno detto i ragazzi? Erano strafelici, non volevano più rientrare, stavano benissimo, poi vedremo anche le immagini. Prego Presidente. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, effettivamente noi lavoriamo in rete da sempre. Non è la riforma del terzo settore che ci ha portato a lavorare in rete, lavoriamo in rete proprio per cercare di dare la possibilità di inclusione, perché guardate, io sottolineo molto, cerchiamo di dare la possibilità di inclusione perché non è né semplice né facile. Mirella, tu lo sai quanto si lavora per fare le manifestazioni che fate voi, che facciamo noi, e che di fatto, voglio dire, a volte si può solo ed esclusivamente in presenza anche di qualche volontario. Io mi ricongiungerei al discorso che facevi all'inizio. Il volontariato è una cosa fondamentale per noi. È che oggi come oggi, con la riforma del terzo settore, c'è stato un inghippo molto, secondo me, molto grave, perché ha determinato la figura del volontario che deve essere formato, che deve essere per forza un volontario o continuativo oppure anche sporadico, però non è il volontario dona quel tempo che può dare, non è che può essere presente costantemente ogni settimana, le ore che ha detto, eccetera, perché ci possono essere anche motivi per cui qualche volta non può venire, e soprattutto io sottolineo il fatto che la persona volontaria è sempre sussidiaria, è sempre comunque accanto ad una persona formata. Sentivo prima che diceva il dottore all'inizio che nello sport lui cerca anche nelle palestre la possibilità di trovare delle persone per lavorare un po' di più e un po' meglio con ragazzi che hanno dei disturbi, oppure che ha dei disturbi comportamentali, oppure ragazzi che hanno dei ritardi eccetera, o fragili. Oggi noi sappiamo che non può più né lui né noi né nessun altro mettere accanto un volontario se non è formato, un volontario se non ha anche la persona formata accanto, e può essere solo di aiuto, di supporto, ma non potrà mai essere una persona lasciata sola. Molto importante quello che hai detto. Adesso andiamo a sentire, invece parliamo di ambiente, Katia Zanata, questa dottoressa che ha partecipato a SOS Ambiente, e parlavo appunto di questo clima, di questo cambiamento, ma soprattutto della biodiversità. Poi vorrei sentire sia il Presidente Nicoletti che anche il Professor Tamino. Andiamo a sentire cosa dice la dottoressa Zanata, perché interessa a tutti. La biodiversità data per esempio dalle piante a fiori, dei prati,
o come vedremo poi anche dei prati delle Grave di Ciano, andiamo a determinare un abbattimento di tutti gli apoidei, con le conseguenze di diminuire poi i processi di fecondazione che ci servono poi a livello economico ad avere le derrate alimentari. E questo sta succedendo. Per cui è facile dire cerchiamo di parlare in termini di collettività. Ed è facile, però guardate che biodiversità, cioè ragionare in termini di servizi ecosistemici, dati alla biodiversità, implica ragionare in termini di bene comune. È questo il bene comune per me. Ma non per me, è naturale che lo sia così, è la logica che lo porta ad avere, diciamo, a portare a questa considerazione. Proprio perché i servizi ecosistemici servono per tutta l'umanità. La biodiversità serve per sostenere i servizi ecosistemici di tutta l'umanità e quindi pensare a conservare la biodiversità significa pensare a conservare il futuro della popolazione sostanzialmente. Questa immagine della Carta della Natura tratta dall'ISPRA fa vedere due cose sostanzialmente. Noi vediamo due fasce cromatiche diverse. Più è verde intenso, maggiore è la naturalità. Il settore montano sostanzialmente mantiene ancora livelli di naturalità abbastanza elevati, mentre tutto il settore planiziale lo vediamo con un valore da basso a molto basso. Eccetto che cosa? Eccetto molto interessante i fiumi. Allora qui noi abbiamo sia la Regione Veneto che la... Allora, poi continueremo a vedere, professor Tamino, devo correre purtroppo, ma come abbiamo sentito da quello che abbiamo visto, ma soprattutto dalla dottoressa Zanatta, bisogna riflettere su questa parola biodiversità. Ma l'abbiamo sentita l'altro giorno, nessuno ce la spiega, nessuno ci dice niente. Se non ci fossero questi comitati, e qua il presidente Nicoletti, noi non avremmo mai capito cos'è la biodiversità nelle Grave di Ciano, ad esempio questo luogo magico. Come commenta, professor Tamino? Si è bloccato? Niente, allora andiamo da Nicoletti. Allora, come commentiamo quello che ha detto la dottoressa Zanatta? La dottoressa Zanatta secondo me ha detto una cosa importantissima che vorrei che non sfuggisse a nessuno, che stiamo parlando di un bene comune che va al di sopra di tutti gli interessi privati che ci possono essere, e io faccio fatica a entrare in questi argomenti perché non sono competente, però posso fare una riflessione che facevo proprio 2 giorni fa, no? Che parlavano di Sinner, che deve essere un esempio per i giovani, visto che parliamo anche di sport. Ma noi da quale pulpito ci prendiamo questa arroganza di voler trovare degli esempi ai giovani quando siamo le generazioni che stanno distruggendo questo pianeta dal punto di vista ambientale, che hanno fatto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che stiamo facendo guerre in tutto il mondo in questo momento, che stiamo facendo dei massacri, dei genocidi, distruggendo la fame nel mondo, la sete nel mondo, e abbiamo l'arroganza di voler trovare degli esempi, che non vuol dire che non sia giusto, ma vogliamo avere questa arroganza di trovare degli esempi per come comportarsi ai giovani. Impariamo a comportarci prima bene noi, con la nostra età, con tutto quel male che abbiamo fatto, e dare noi l'esempio ai giovani per dove voler andare. Lo ripeto, lo dico non esperto, ma è una riflessione venuta l'altro giorno in un articolo di giornale. Professor Tamino, allora come commentiamo le parole della dottoressa Zanatta, di quello che ha sentito, ecco, che è molto importante? Purtroppo perché... sono stato scollegato, non so cosa sia successo, ma da quello che ho sentito all'inizio, il problema della biodiversità è fondamentale sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista delle politiche ambientali, ovviamente, però non so se c'era qualcosa in particolare che ha detto quando sono stato scollegato. No, proprio si parlava dell'importanza della biodiversità, professor Tamino, che alla politica non entra molto, né alla politica regionale né a quella governativa. No. Ecco, questa parola biodiversità... Il problema della biodiversità è proprio questo, che è un problema che ci obbliga a vedere l'insieme e non il particolare. La biodiversità significa che ogni organismo è collegato ad ogni altro, e maggiore è la biodiversità, maggiore è la stabilità dei sistemi. Ma questo vale anche a livello sociale, nel senso che anche la diversità culturale è importante da questo punto di vista. Allora avere una
coscienza dell'importanza della biodiversità significa passare da una visione in cui analizziamo le cose una per una a una visione in cui cerchiamo di vedere collegate fra loro i vari problemi e vedere, per esempio, a livello ambientale come non possiamo affrontare le questioni separatamente, lo dicevo anche prima, della salute dell'uomo separata dalla salute dell'ambiente, separata dalla salute degli animali. Professor Tamino, cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale? Dove arriveremo? Dove sarà importante, importantissima e dove creerà un problema se non metteremo a fianco la parola etica? Prego, professor Tamino. Il problema più grosso, a mio avviso, dell'intelligenza artificiale è un problema proprio di rischi per la società e per la democrazia. Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale come strumento è anche utile. Ma se da strumento per conoscere, da strumento per facilitarci la vita, diventa invasivo e sostituisce le politiche sociali, sostituisce il modo di agire delle persone, cosa succede? Per esempio una invasività nella sfera individuale. Attraverso l'intelligenza artificiale si può far credere che sia vero ciò che non è vero. Attraverso l'intelligenza artificiale si possono condizionare le elezioni, attraverso l'intelligenza artificiale si può creare un grande fratello alla Orwell, cioè un condizionamento della vita e un controllo invasivo delle persone. Tutto questo è contrario a gran parte delle costituzioni democratiche, è contrario alla logica della vita democratica e io credo che dovremmo stare molto attenti. Non si tratta di negare i possibili utilizzi, ma di avere l'aspetto etico e l'aspetto sociale come prevalenti sull'aspetto tecnico. Molto chiaro. Abbiamo Monica da Paese. Vai Monica. Buongiorno a tutti, buongiorno ai vostri ospiti. Allora, buongiorno. Volevo parlare, appunto, state parlando della biodiversità, appunto, dell'ambiente, della terra. E purtroppo dicono una cosa tristissima, purtroppo stiamo devastando tutto, stiamo distruggendo tutto questo pianeta qua, partendo dall'ambiente, c'è l'aria che si respira e tutto il resto, anche perché purtroppo devo dire una cosa, la caccia sta distruggendo tutta la fauna selvatica. Adesso poi con il nuovo decreto caccia è una cosa veramente tremenda quella che vogliono fare e già stanno facendo, perché già se distruggiamo già tutte le specie selvatiche, cosa racconteremo ai nostri pronipoti un giorno? Non ci saranno più animali e la biodiversità dipende anche tanto da questo, dall'aspetto animale. Quindi se continuiamo a distruggere il pianeta e gli animali non ci resterà più nulla. Bisogna andare un po' con le pinze, cercare di far noi nel nostro piccolo qualcosa, di cercare di migliorare questo pianeta, perché probabilmente se andiamo avanti così sempre peggio sarà, perché adesso poi con l'aspetto, lo ripeto di nuovo, con rispetto lo ripeto di nuovo con il discorso della caccia, con i richiami vivi anche, che sarebbe una cosa fuori legge che... Grazie Monica, devo correre perché ho tanti ospiti, ma sei stata molto chiara nel tuo ragionamento, a casa faranno le proprie riflessioni. Quello che veramente lascia molto perplessi è questo sport che è entrato nella Costituzione nel 2024, Vittorio Casellato, però fa fatica a capire l'importanza invece che ha per un bambino, per un ragazzo nella crescita, soprattutto anche per la famiglia in generale, eppure si fa fatica, non riusciamo a capire l'importanza di queste discipline ai ragazzi nelle scuole, ad esempio. Perché non fare entrare queste discipline all'interno delle scuole, il pomeriggio? Ecco, c'è sì la palestra, ma poi ti aiuto ancora di più perché questi allenatori li faccio venire all'interno della scuola. Ad agosto non c'è niente, tutti i centri estivi chiusi.
E questi ragazzi dove vanno? Cosa fanno? Poi hanno il nemico dietro l'angolo, che è la famosa bustina, oppure questo bere all'impazzato, e tanto i messaggi sono quelli, non è che vedo tanti messaggi educativi. Prego, Caselato. Allora è vero, si lascia un po' al caso la formazione di questi ragazzini, e questa è vera. Prima il Presidente parlava di Sinner. Sinner è stato un caso mediatico perché finalmente un giovane ricco e comunque di prestigio è riuscito a trasmettere il valore dell'educazione, del rispetto. Probabilmente la famiglia ha fatto un buon lavoro. Sì. Quello che invece la televisione trasmette la violenza, trasmette ragazzi che usano un linguaggio assolutamente fuori luogo in tutti gli ambiti, trasmissioni televisive che sono impegnate sul vedere coppie che litigano fra loro. Per quello credo sia stato importante quel messaggio, al di là del fatto che noi adulti dobbiamo assolutamente essere un esempio per questi ragazzi. Quindi ben venga chi ha voglia di lavorare, ben venga, ma soprattutto aiutiamo i ragazzi a crescere in ambienti puliti e sani. Cioè io penso che, come vi ho detto ieri, che sono stati bloccati 60 milioni più 20 milioni a dei progetti per fare dei film che non erano in regola. Pensate quante cose si potrebbe fare. Ci sono fiumi di denaro, sapete che io ve lo dico sempre che non è vero che non ci sono i soldi. Il problema è che bisogna vedere dove vengono dirottati tutti i soldi, perché sono soldi nostri, sono fondi pubblici che vengono destinati. Perciò su un colpo solo hanno bloccato 80 milioni di progetti che non andavano bene, che non erano in regola. Ma abbiamo dovuto veder morire una bambina, una donna, ecco, con questo pazzo scatenato che girava indisturbato. Tutti lo fermavano, ma nessuno lo fermava veramente e capire chi era questa bambina, questa piccolina, questa donna. Con questo pazzo che girava io non riesco più a capire niente, poi vediamo e saltano fuori questi soldi dati all'impazzata. Allora andiamo a vedere invece cosa fa l'ANFAS, cosa è successo al villaggio, delle associazioni, andiamo a sentire, poi commentiamo con la Presidente. Mancare l'ANFAS? Assolutamente no, siamo con Claudio, operatore di ANFAS. Qui abbiamo i nostri lavoretti che fanno i ragazzi. Abbiamo un laboratorio che fanno i lavoretti che lavorano un po' all'ANA, lì abbiamo che lavorano con i biscotti, abbiamo del gruppo cucina con dei volontari che fanno di biscotti con i ragazzi e tutto il giorno impegnati insomma nei lavoretti loro. Come vivono queste giornate, Claudio, questi ragazzi? Noi vi abbiamo visto agli orti sociali, al Parco Lo Storga, a Villa Margherita, sempre presente. Ringraziamo tantissimo la Presidente Graziella Lazzari Peroni che ci dà la possibilità anche di ospitarvi, che mette a disposizione, oltre agli educatori che ringraziamo tantissimo, i polmini, tutto per far vivere delle giornate anche diverse. Come la vivono questi ragazzi? I ragazzi hanno la giornata sempre impegnata, al lunedì hanno la piscina, poi il martedì hanno le bocce, poi ci sono un gruppetto che fanno anche un po' di storia con un professore che viene, poi hanno anche gli orti sociali che facciamo anche della menta, della melissa, coltiviamo all'interno del nostro giardino e poi vanno avanti così, insomma anche loro fanno quello che possono. Sono importanti queste giornate, scambiare queste opinioni, vedere persone nuove in un ambiente meraviglioso che è la natura? Certo, sì, è importantissimo anche per loro uscire dal proprio settore che hanno sempre là, è importantissimo socializzare con la gente che vengono qui, si conosce persone nuove, persone simpatiche e si scambia due parole. Allora io vado a salutarle perché io voglio molto bene a queste persone, voi lo sapete, adesso do un grande bacio a lei, guardatela, ciao amore, come stai? Ti piace essere qui oggi? Sì. Come ti chiami? Daniela. Daniela, cosa vuoi dire di queste giornate? Vorresti ritornare? Tutti i giorni. Tutti i giorni? No. Claudio, tutti i giorni vuole tornare Daniela. E tu? Paola. Paola, tu vorresti tornare tutti i giorni? Sì. Anche tu? Perché ti piace? Sì. Ti piace tanto questo posto? Sì. E adesso sentiamo anche Sofia. Sofia, ti piace questo posto? Sì. E vorresti tornare anche tu tutti i giorni? Sì. Anche Sofia vorrebbe tornare tutti i giorni, capite l'importanza di farli evadere, ecco, di far capire loro che c'è una quotidianità che possono vivere, però bisogna trovare
come Claudio, queste persone fantastiche che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare e far vivere la quotidianità e la normalità a queste meravigliose creature. Avete visto cosa riescono a fare? Guardate la bellezza di queste cose, sono veramente bellissime, di una precisione unica. Guardate la precisione di questi lavori. Io veramente dico grazie, guardate cosa fanno, guardate. Quando io vi dico che sono meravigliosi, che fanno dei lavori splendidi, ho ragione o no? Biodiversità, Presidente Nicoletti, so che ci deve lasciare, anche questa è biodiversità, tante cose messe assieme fanno sì che poi si diventi una cosa unica, no? Un villaggio unico. Prego Presidente, come ci saluti, cosa vuoi dire? Il professore prima ha detto una cosa importante, la biodiversità è l'insieme dell'ambiente, degli animali e dell'uomo e queste persone fanno parte della biodiversità. Noi come comitato collaboriamo anche con i medici per l'ambiente di cui fa parte il professore, tant'è che ci hanno dato mano nella redazione di un libro, un glossario sulle grave di Ciano e anche noi nel nostro microcosmo siamo una biodiversità dove all'interno ci sono professori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, della cattedra dell'acqua sempre della Ca' Foscari, professori dell'Università di Padova, l'ISDE, siamo un microcosmo dove cerchiamo di mettere insieme tutta una serie di competenze e del nostro tempo, perché siamo dei volontari anche noi a nostro modo che cerchiamo di tutelare il territorio con la nostra opera, cosa che forse sarebbe compito di qualcun altro fare in prima persona, noi non dovremmo andare a supplire, a chiudere i buchi di qualcun altro. Visto che non lo fanno, lo facciamo noi, visto che la vita ci ha dato tanto, è giusto che diamo indietro anche qualcosa del nostro tempo per mantenere, per dare qualcosa alle future generazioni, qualcosa di buono e di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto in tutti questi ultimi decenni. Grazie a Franco Nicoletti, Presidente Comitato Grave di Ciano, di essere stato con noi. Allora Graziella Lazzari, cosa vuoi dire, come commenti questo servizio, soprattutto questa biodiversità che vediamo, nella quale veramente ci fa respirare anche quelli che non respirano e sono i normodotati a volte. Ecco, messi assieme respiriamo tutti bene e ti ringrazio. Prego. Ma guarda Mirella, per me è la normalità, per me è la vita di tutti i giorni, quindi per me è proprio davvero, io credo che vedo e ho sempre visto come lavoravo anche nei reparti ospedalieri, per me è la persona, poi non è la malattia, non è la disabilità, non è, hai visto come ti hanno accolto e sicuramente in quegli animi non esiste la cattiveria, questa è la cosa più importante di questo mondo, guarda. Lavorano, qualche volta non lavorano, difatti noi non facciamo, io parlo sempre di lavoro per le persone con disabilità, almeno le mie o comunque quelle particolarmente impegnate dal punto di vista proprio della disabilità, soprattutto neurologica ma anche fisica. Sono delle persone che comunque danno tutto quello che possono dare, non si tengono niente per loro, ma davvero, hai visto, no? E comunque nella realtà nostra fanno north working, fanno baskin, cioè c'è molto l'aspetto diciamo sportivo per quello che loro riescono a fare, c'è per esempio la ginnastica artistica, per quello che loro riescono a fare sono particolarmente impegnati tutti quanti e non ce n'è uno che resti sempre dentro, anche il più bravo in assoluto non sarà mai una persona che resta confinata all'interno di quella realtà che è la comunità alloggio oppure il gruppo appartamento oppure comunque il posto dove li tiriamo anche fuori casa, per cui noi lavoriamo in modo che ogni persona sia una persona considerata normale all'interno di un ruolo della vita, quindi non possiamo pensare che lasciamolo perdere perché tanto quello è disabile, assolutamente no. Così come non possiamo pensare che il diverso ha una pelle diversa oppure ha una mentalità diversa. Io credo che la biodiversità sia una cosa spontanea e se la lasciamo crescere la biodiversità nella spontaneità, noi vediamo i bambini quanto giocano tra di loro a prescindere, no? Da dove vengono, da cosa fanno, anche eccetera. I giovani direi io, Graziella, anche i giovani. È un esempio
particolare questo qua. Purtroppo sono i diversamente giovani alcuni che non riescono a capire invece l'importanza della diversità di qualcuno. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ha fatto i fuochi artificiali a Venezia, 6.000 fuochi esplosi, 2.000 chilogrammi di materiale, vale a dire 20 quintali. Ma il sindaco va a tutti questi schei qua in più, perché ci sarebbe tante robe da fare prima. Scommissiando da tutti quei che ha bisogno, e siamo sempre là col discorso, Mirella. Se è possibile che abbia fatto 20 quintali di fuochi artificiali. Non ho parole, Mirella, non ho parole. Vi saluto. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, invece io vorrei sentire anche il professor Tamino, l'importanza dell'ambiente, della biodiversità, della biologia. Questi ragazzi che sono molto orientati verso il green, ecco l'ha detto anche lei, forse li ascoltiamo poco, forse hanno le idee più chiare di quello che pensiamo, ecco cosa rimarrà a loro? Veramente questo mondo che sta cambiando letteralmente proprio noi siamo veramente un puntino, ma quel puntino preoccupa questi giovani. Prego professore. Ma la biodiversità a livello ambientale è ricchezza, ma anche a livello sociale è ricchezza, ma è ricchezza se noi mettiamo in relazione fra loro le persone diverse. Se noi mettiamo degli steccati, ingabbiamo quelli che consideriamo diversi dai canoni normali, alteriamo questa biodiversità e impediamo alla ricchezza di diffondersi. Noi dobbiamo creare condizioni invece perché quello che abbiamo visto prima, ottimo fatto con quei ragazzi all'ANFAS, sia per tutti e che questi ragazzi siano in relazione con altri della stessa età a prescindere dalle condizioni, vedendo appunto queste diversità come ricchezze, come arricchimento che ci permette di diventare persone migliori. Se non facciamo questo, noi creiamo una condizione in cui perdiamo le potenzialità che la natura umana offre, che la società umana può offrire. Come se riduciamo la biodiversità ambientale, noi andiamo verso la desertificazione, andiamo verso la perdita di quelle che sono le caratteristiche degli ambienti. Aveva ragione nell'intervento precedente una signora a parlare del rischio della caccia, che oggi ricordiamo che la biodiversità siamo di fronte a livello ambientale a quella che noi biologi chiamiamo la sesta estinzione di massa. Pensate che l'insieme come peso di tutti gli animali selvatici è meno di 1/10 del peso degli animali allevati. Cioè vuol dire che noi abbiamo tolto l'ambiente, l'habitat agli animali selvatici. Ma questo è un pericolo perché per esempio anche la pandemia di Covid-21 è la conseguenza dell'aver distrutto gli habitat degli animali selvatici che vengono a contatto con noi e comporta la possibilità di diffusione di virus. Ora, se non capiamo l'importanza e la ricchezza della biodiversità e semplifichiamo, desertifichiamo, noi abbiamo perso la possibilità di avere un ambiente sano e di avere una società sana con persone che dialogano e sono in relazione tra di loro. Sa professor Tamino che delle volte penso che questa manipolazione genetica a livello del cervello stanno facendo diventare questi ragazzi proprio degli animali selvatici, dove appena li tocchi esplodono, proprio perché hanno perso quel percorso naturale, ecco quel luogo che era la famiglia, i genitori, ecco, hanno veramente subito un cambiamento così radicale, così mostruoso, così pesante che forse qualcuno non si rende conto. Sono diventati degli animali selvatici che facciamo fatica anche a prendere. Ecco, no, stiamo mettendo le trappole che sono le zone rosse, le zone blu, le zone gialle, invece di aiutare questi professionisti che ho qui anche ospite questa mattina a dare a loro la possibilità anche con lo sport di trovare la strada giusta. Noi mettiamo altre cose che non sono quelle che servirebbero a loro. Gianfranco Valeri, poi andiamo da Vittorio Caselato. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Signora Mirella,
Oggi sono un po' avvellito, sa perché? Perché ho aperto la televisione e ho sentito la notizia di un noto europarlamentare italiano che propone il premio Nobel per la pace a Putin. E si immagini questo bombarolo, questo che ha distrutto, non lo so, e un italiano propone il premio Nobel per la pace. Ecco, volevo solo dire questo. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Caro, grazie Gianfranco Valeri, ognuno ha le proprie riflessioni. Allora, Vittorio Casellato, cosa dire a questi ragazzi, alla politica in generale, di darvi più peso, di aiutarvi? Avete passato una pandemia terribile per voi, tutte le palestre chiuse, eppure siete sopravvissuti, adesso bisogna avere anche un supporto. E dove il supporto? Mandarvi questi giovani, farvi entrare nelle scuole, nel pomeriggio. Io non riesco a capire cosa sta succedendo. Allora, come dicevo prima, lo sport è inclusione, è crescere, è formarsi, è strutturarsi anche fisicamente ma anche mentalmente. Noi nel mondo del judo accettiamo anche ragazzi che non hanno possibilità economiche e li facciamo lavorare gratuitamente con noi, non siamo legati solamente al denaro. Quello che per noi è importante è vedere un ragazzo che diventa un uomo e lo sport, a mio avviso, aiuta a diventare uomo. Professor Tamino, cosa dice? Ecco, un aiuto veramente può essere anche queste attività, questa stare anche all'aperto, queste palestre anche all'aperto che abbiamo visto, ma ci voleva il Covid per capire che forse oltre alla palestra c'è anche una natura che ci dà questa possibilità. Ecco, e come vedi il futuro? Cosa rimarrà poi a questi giovani se qualcuno non si rende conto che dobbiamo terminare con le guerre e investire sull'ambiente? Prego. Ma anzitutto l'educazione dovrebbe essere un'educazione nell'ambiente e con la diversità e tra le persone, cioè le relazioni. Questo è fondamentale. Lo sport non necessariamente competitivo, è una di queste condizioni. Ricordiamo il detto latino mens sana in corpore sano. I greci dicevano kalos kai agazos, cioè che vuol dire bello e buono, cioè l'educarsi a stare bene è educarsi anche a una bellezza che non è quella solo fisica ma quella interiore, e che il rapporto con la natura, il rapporto con l'ambiente ci può dare, ma è fondamentale che si realizzino relazioni tra esseri umani, relazioni con il resto dell'ambiente. Questo è fondamentale per la formazione delle persone. Noi invece stiamo creando barriere a tutto questo e creiamo addirittura attraverso i social condizioni per cui il mondo artificiale è chiuso tutto in qualcosa che è un computer o un telefonino, e il tutto si svolge all'interno magari della stanza del ragazzo che perde il contatto con le relazioni con gli altri esseri umani e con l'ambiente naturale. Questo è pericolosissimo. Io credo che dobbiamo veramente fare uno sforzo per riportare l'educazione nella natura e nelle relazioni. Vede professore, io ci ho anche provato, in parte sono stata segata ma non mollo, resisto, ho deciso di resistere. Proprio volevo fare questo a Villa Margherita, ecco Vittorio Casellato è venuto, sa di cosa parlo, Graziella Lazzari lo stesso, mettere assieme ecco, la biodiversità, ecco, con tante associazioni, con tante persone, con tante realtà. Purtroppo qualcuno ha detto no, perché capisce, professore, che non è questo quello che si vuole raggiungere. Il problema è del cemento, si vuole raggiungere solo costruendo la terza, quarta corsia, queste case di comunità vuote, deserte. Capisce che l'importanza della persona non è il primo piano. Questo mi dispiace dirlo anche alla politica trevigiana, ma è quello che ho visto. Non puoi mettere assieme perché crei problemi, non dai visibilità a quello che io voglio fare. Ti posso copiare però, perciò tutto il tuo progetto lo sgretolo, lo faccio a pezzi e me lo porto in qualche posto, ma non è la stessa cosa. Però bisogna resistere, professore, ho deciso di resistere. Certo. Resistere, perché questo sarà il mio motto. Cosa ne dici, Graziella? Resisteremo? Prego. Non vedo Graziella Lazzari, è fuggita. Eccola qua. Graziella? Voce, microfono. Ma ci sono anche le nostre palestre, come diceva il dottore prima, che accettano tutti i nostri ragazzi,
sia che abbiano della possibilità delle performance, sia che facciano anche solo i saltini e le capriole. Quindi per noi va bene, non è che per noi va bene tutto, che sia chiaro, non è una questione che va bene, facciamo un minestrone e va bene tutto, noi lavoriamo su questo ambiente proprio per fare in modo, di quello che diceva il professore prima, di lavorare nelle relazioni con le persone, con l'ambiente, e speriamo anche con le persone, quelle persone che si credono normodotate ma sono profondamente diverse, che pensano di fare sempre il giusto e mai magari non si mettono in discussione. Sì, bisogna mettersi anche in discussione a volte. Certo. Quanto importante è mettersi in discussione, Vittorio Casellato, anche nel momento quando veramente capisci che questo ragazzo lo devi fermare in qualche maniera? Perché io sento tante volte che dicono ho provato a fare questo, ho provato a fare quello, ma ti devi anche fermare e arrivare alla fine di quello che hai deciso di fare in quel momento, non saltare come un grillo di qua e di là anche con lo sport, perché poi alla fine perdi quella che è la realtà. Anche qua la famiglia dovrebbe essere e capire l'importanza di fermare il figlio. Hai voluto fare questa disciplina, adesso la fai fino alla fine, non saltare come i grilli, perché i ragazzi sono ancora fragili, non riescono a capire l'importanza e la serietà di questo impegno che ti sei preso, che magari costa anche dei soldi. Prego. Purtroppo è tutto vero quello che sta dicendo, nel senso che spesso le famiglie guardano più i loro interessi che non i benefici che il ragazzino o ragazzo può ottenere dalla pratica di uno sport. Spesso non voglio più andare in palestra e i genitori non cercano di spingerli, esatto. Ma ok, va bene, cosa vuoi fare? Chitarra, poi qualcos'altro, cioè non danno mai un fine a questi impegni presi, e così crescono ragazzi che non hanno delle regole, ma tutto avviene in modo così fantasioso, senza le regole. Stefano da Treviso, vai Stefano. Buongiorno. Buongiorno. La nostra grossa contraddizione penso sia nel sistema in cui viviamo, che è come dice il filosofo, il mondo occidentale. E questo comprende tantissime cose, i nostri giovani e soprattutto gli immigrati, dove la lezione di razzismo più grande viene da un paese di immigrati, che sono gli Stati Uniti d'America. Il profitto in qualunque cosa, non interessa se l'ambiente, animali o cittadini si vanno di mezzo. Chiaramente viviamo delle contraddizioni enormi con un mondo che viene invaso dalle potenti lobby mafiose, dranghettiste, piccoletta messicana, con fiumi di droga, e i giovani sono in mezzo, nessuno gli dà una mano e sono presi fra l'incudine e il martello delle prestazioni anche a livello sportivo, perché il signor Casellato si è dimenticato di dirsi che è un mondo stracompetitivo e vanno avanti solo i figli di una certa via, gli altri vengono isolati anche se sono talenti. Ecco, si vede gli aerei, guerre che imperversano dappertutto, una deindustrializzazione nei paesi occidentali obbligatoria dettata dagli Stati Uniti. Il mondo si è spostato all'Oriente e noi siamo una società che sta per terminare. Tutto qua. Grazie Stefano, molto chiare le tue riflessioni a voce alta, ti ringrazio di averle fatto, perché è giusto capire anche cosa si sente a casa, come riflettono le persone, preoccupano i giovani, a me preoccupano anche i diversamente giovani, i bambini, preoccupa la comunità, questa comunità che il mondo del volontariato sta cercando di mettere assieme, di aiutare, di far staccare la spina, perché se aspettiamo che arrivi la politica, hai voglia, dobbiamo essere noi che facciamo questo. Cosa pensi? Anche le riflessioni di Stefano, Vittorio? Le riflessioni di Stefano che condivido, è vero, lo sport è competitività, è vero, ma non in tutti gli sport e non c'è, è vero, anche in certi sport non c'è inclusione in certi sport, perché si punta soltanto al successo. Posso parlare per il mio mondo, noi nel mondo delle arti marziali, del judo in particolare, l'inclusione è importante e noi accettiamo veramente tutti al di là. Ogni passo avanti è un qualcosa che gli fa vincere la competizione con la vita. Tutto questo per me è un mondo
da tenere veramente in considerazione. Molto importante. Allora andiamo a vedere anche questo bacino Caldogno e poi sentiamo cosa ne pensa il professor Gianni Tamino, un altro bacino che ha fatto discutere, che fa discutere. Andiamo a sentire. Bacchiglione che ha fatto paura, monitorato per tutta la giornata di ieri. Allarme rientrato intorno alle 22 a Ponte degli Angeli. Il livello ha toccato quota 5,25 metri per poi calare lentamente grazie all'apertura del bacino di Caldogno, disposta dal Genio Civile per contenere gli effetti dell'intensa perturbazione del pomeriggio. È sempre più frequente questa situazione, nel senso che nel giro di poche ore, anche ieri, abbiamo avuto una pioggia intensissima, molto probabilmente anche nelle montagne, quindi in tutta fretta verso le 18:30 il Genio Civile ha deciso appunto di aprire il bacino perché l'onda di piena stava arrivando e molto probabilmente questa preoccupava molto anche per quello che è l'asse del Bacchiglione e la Vicenza città. Non nascondo anche che anche per noi diventa, perché dal Timonchio verso il Bacchiglione, quindi Vicenza, anche il territorio nostro è a rischio, e quindi ben venga questa bellissima e importantissima cassa di espansione. Aperto meccanicamente intorno alle 18, insieme a quello di Montebello e a quello sull'Orolo funzionante a sfioro, ha permesso che i colmi di piena defluissero senza conseguenze sulla città. Si fonda sulla gestione del Genio, sull'onda di piena appunto, e quindi vengono riversati milioni di metri cubi all'interno di questa cassa di espansione. Ieri abbiamo utilizzato solo la prima cassa, è stata utilizzata solo la prima cassa. Ricordo che appunto qui con le due casse si possono immagazzinare quasi 4 milioni di metri cubi d'acqua. Già defluendo appunto, e quindi ritornerà alla normalità e si ritornerà a poterla coltivare. Quanto prosecco in meno c'è stato? Sono stati 3.600 metri quadri di prosecco in meno. Sono i filari spiantati a Maser per far spazio a questo bacino di contenimento. Una scelta tra l'economico di uno e il bene di tutti, perché questa grande vasca servirà ad evitare che famiglie e attività a valle siano colpite da possibili inondazioni sempre più probabili di questi tempi. Il nostro piano comunale delle acque, approvato qualche anno fa, abbiamo previsto questa cassa di espansione. Questa cassa di espansione è anche finanziata con fondi PNRR, 900.000 euro, e sarà pronta tra 2 mesi. Una risposta concreta alle piogge brevi ed intense che hanno creato non pochi problemi a cittadini e imprese, e questo a ridosso del Palamaser è solo il primo di una serie. È nato sulla scorta di uno studio idrogeologico del territorio di Maser che comporta ben 6 bacini di contenimento per limitare gli eventi catastrofici. Quanta acqua riesce a contenere? Questo qua circa 11.000 metri cubi d'acqua che vengono contenuti durante il periodo di massima pioggia e poi vengono rilasciati nel momento in cui si sono scaricati i canali, e quindi l'acqua può tornare a defluire tranquillamente. Un'area che sarà completata con una pista ciclabile e una barriera in acciaio corten tutto attorno per evitare cadute accidentali, ma sarà fruibile come spazio verde pur mantenendo l'intera vasca sgombra da alberi, alti arbusti o, come qualche zoccolo duro della coltivazione suggeriva, filari di prosecco eventualmente inondabile. No, sarà tutto libero per permettere una maggiore e più facile manutenzione. Allora, professor Tamino, prima si parlava col presidente Nicoletti che le golene, anche col sindaco di Crocetta del Montello, sono dei bacini naturali per contenere l'acqua. Il problema è che in molte golene si è costruito che non si poteva costruire e si è seminato dove non si doveva seminare, perché sono diventate poi anche aree private. Cosa ne pensa, professore, di questo profilo nuovo che ha intrapreso la politica di costruire questi bacini di laminazione, questi cassi di contenimento? Allora, va chiarito che questi bacini sono la conseguenza dei danni che abbiamo provocato, cioè un tentativo di adeguarci alla nuova situazione dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che però sono double face, cioè da una parte abbiamo le inondazioni, dall'altra abbiamo la siccità. Quindi stiamo tentando di por mano a momenti di adeguamento alla situazione, ma se non andiamo a monte e ci limitiamo soltanto ai bacini che sono un intervento a valle, non risolveremo il problema. A monte vuol dire agire sulle cause dei cambiamenti climatici. Dobbiamo assolutamente cercare di
ridurre al minimo le emissioni gas alteranti che determinano il cambiamento del clima, ma purtroppo ogni anno si parla di ridurre, ma questi gas aumentano e la temperatura ha già superato come valore medio sul pianeta 1,5 gradi, che era quel valore che non dovevamo superare. È chiaro che in questa situazione, se non poniamo rimedio alle cause, gli interventi saranno sì necessari a valle, ma saranno sempre parziali, perché comunque andando avanti di questo passo ci troveremo con inondazioni e siccità sempre più frequenti, fino al rischio della desertificazione dei territori. Quindi benissimo anche gli adeguamenti di necessità, ma se non vediamo l'insieme rischiamo di agire su un aspetto particolare, ignorando per quale motivo questa è la situazione che oggi si sta creando. Come ci saluta, professor Tamino? Con quale messaggio ci saluta questa mattina? Ma io sono sempre una persona che vede positivo e quindi spero che ci siano dei cambiamenti a livello culturale che ci portino a avere spirito critico e capacità di anche cambiare le idee, come si diceva prima, perché nessuno può pensare di avere la verità in tasca, ma cambiarle di fronte ai dati di fatto e cercare soluzioni nuove per oggi situazioni molto pericolose che rischiano veramente di compromettere il futuro, soprattutto delle prossime generazioni. Quindi speriamo che ci sia questa presa d'atto, che ci sia questa capacità di reagire criticamente a una situazione che rischia di essere sempre più drammatica. Grazie veramente, grazie al professor Tamino, al professor Gianni Tamino, biologo, già docente di biologia. Grazie. Sentiamo come ci saluta veramente questa Presidente Graziella Lazzari Peroni, vediamo anche le foto dell'Anfas che abbiamo. Come ci saluti Graziella, con quale messaggio? Vediamo anche le foto, grazie. Beh, io vi saluto dicendo che io vedo sempre il mezzo bicchiere pieno, non lo posso vedere quello vuoto. Quello vuoto rappresenta il mio lavoro che devo fare per mantenere il mezzo pieno. Ed è uno stimolo, nonostante la mia età, ed è uno stimolo di continuare in un percorso comune, in un percorso fatto insieme, perché per quanto mi riguarda bisogna camminare insieme, non si può mai camminare da soli. Guarda, questa foto dice proprio quello che stai dicendo, camminare assieme, stare assieme, vedete, questa è la biodiversità, la vera biodiversità, perciò ti ringrazio sempre Graziella Lazzari Peroni per essere sempre di supporto anche con noi a questo villaggio importante che sta nascendo. Buon lavoro Graziella e grazie. Sentiamo come ci saluta Vittorio Caselato, quale messaggio Vittorio? Allora, innanzitutto volevo ringraziare i tuoi ospiti perché sono stati veramente esaustivi e molto professionali, quindi complimenti a tutti i tuoi ospiti. Come vi saluto dicendo che lo sport dà vita, lo sport fa crescere, avvicinatevi e considerate l'importanza di questi educatori che lavorano nel mondo dello sport per i vostri figli. Grazie. Grazie anche a Vittorio Caselato, judo, maestro di judo, grazie, pubblicità. Nasce dal calo delle persone che frequentano la messa, che frequentano la vita parrocchiale, nasce da un bisogno economico, nasce anche da una strategia che dobbiamo forse mettere in atto con coraggio per una pastorale più efficace. Una scelta che non si può dire facile, quella della vendita della chiesetta della parrocchia di San Pietro Apostolo a Fontanelle. Troppo pochi i fedeli che la frequentano, troppo vuote le panche alle messe che durante la settimana Donezio celebra. Allora ecco la decisione: vendere, con il benestare della curia diocesana, ma nonostante qualche malcontento tra i cittadini. Qui c'è ancora una fede religiosa abbastanza presente. Di certo è che c'è un po' di superficialità, cioè anche qui, come in tante altre parti della nostra nazione, ma penso della nostra vecchia Europa, la Chiesa si sta un po' svuotando, questo è vero.
Una sala di preghiera nata 50 anni fa per aggregare e dare un servizio di fede a chi abita lontano dalla chiesa monumentale e che ora vede assistere alle funzioni 2-3 persone. È diventato per questo un edificio troppo difficile da sostenere per l'aumento dei costi dell'energia e senza contare il bisogno di manutenzione tra infiltrazioni e vecchi sistemi di riscaldamento. No, non riusciamo adesso a sostenere questa spesa perché abbiamo anche tante altre spese da fare. È vero che la provvidenza è grande e tutto può succedere, però è vero anche che può succedere anche il contrario. E allora meglio essere previdenti. I soldi che verranno ricavati dalla vendita saranno destinati a finire di pagare il recente restauro della storica chiesa monumentale. Dobbiamo anche prendere coscienza di cosa è che ha un valore e cosa è che ne ha un po' meno, insomma. A 2 passi dal centro cittadino, vicino alla Cadore Mare, pare che la destinazione finale dello spazio possa essere la costruzione di un condominio, ma Donezio non si sbilancia. Che cosa nascerà al posto della chiesa? Questo non lo so dire. Lascio la libertà a chi compra. Ecco, spero che sia saggio, che compri qualcosa che fa bene al paese. Allora saluto Don Giovanni Kishner, grazie Don di essere qui con noi, volevo sapere anche lei cosa ne pensa di questa vendita della Chiesa che divide in due il paese, favorevoli e contrari, e soprattutto l'importanza di questa parola Chiesa. Chi avrebbe mai immaginato di sentir parlare di vendita della Chiesa, di trasformazione della Chiesa, sì, ma di vendita anche no. Saluto anche il professore Emanuele Massagli, grazie professor Massagli, professore di pedagogia del lavoro, grazie di essere qui all'Università LUMSA di Roma. Grazie professore, vorrei proprio parlare di lavoro con lei. Cos'è il lavoro nel 2025, chi è il fortunato e chi è quello meno fortunato, questi contratti con tanti punti di domanda, poi le racconterò anche un caso che mi è capitato. Allora Don, come commentiamo questo servizio? Ma io dico che se la gente non vuole vendere la Chiesa basta che ci vada, insomma, no, ecco, quindi quando l'hanno fatta evidentemente 50 anni fa serviva perché c'era gente che la frequentava. Se adesso non ci va più nessuno è un po' difficile anche semplicemente pagare le bollette, è evidente questa cosa qui. Poi non è che non mi pare che sia una situazione proprio così straordinaria. Dico, a Treviso abbiamo la chiesa di Sant'Ionisto e la chiesa di Santa Caterina, almeno, che non sono più chiese ma vengono usate specialmente per attività culturali o altro. La chiesa di per sé è la comunità, sono le persone più che i muri, no? Noi era successo durante il Covid che non potevamo più fare la messa dentro la chiesa per le questioni delle distanze da mantenere e c'era troppa gente e non ci stavano tutti dentro dovendo mantenere le distanze. Abbiamo fatto la messa fuori, all'aperto, anche in inverno quando non pioveva. E ci siamo resi conto appunto che la chiesa la facevano le persone, perché arrivavano le persone un po' alla volta, ognuno si prendeva la sua sedia, si metteva lì, si formava la chiesa. Allora, storicamente i primi 400 anni i cristiani non avevano chiese, celebravano la messa nelle case, nelle catacombe, in giro dove capitava, perché la chiesa erano le persone. Poi a un certo punto ci hanno fatto sopra il tetto e le mura, benissimo, ma non è la cosa necessaria, cioè prima ci sono le persone e poi che ci sono le persone ci fai l'edificio. Non è il contrario, che siccome c'è l'edificio allora bisogna in qualche modo trovare le persone. Ecco, quindi partiamo dalle persone più che dai muri. Molto chiaro Don Kishner. Allora sentiamo anche il professor Massagli. Ecco, ci sono le persone che lavorano, sono le persone, il problema è capire come siamo messi nel 2025. Io è venuto a trovarmi un ragazzo al banco alimentare, il professor Massagli, con un contratto di lavoro. Questi ragazzi che vengono da paesi lontani, anche molto in sofferenza, dove questo ragazzo lavorava però non riusciva ad avere la retribuzione e quando chiamava nessuno rispondeva al telefono. Allora mi ha portato questo contratto firmato da lui dove c'era un nome, un cognome, un numero di telefono, ma alla fine io ho provato a chiamare e la cornetta tornava giù. Questo ragazzo aveva paura anche di affrontare quelle che sono, ecco, le pubbliche amministrazioni dove rivolgersi per capire cosa stava succedendo, perché era terrorizzato. Cosa sono questi contratti fantasmi? Tu lavori, io faccio finta di farti fare questo contratto,
tu lo firmi ma poi i soldi non li vedi. C'è qualcuno che dovrebbe controllare, c'è qualcuno che dovrebbe intervenire, perché mi sembra che di questi contratti ne girino abbastanza, ecco, sotto veramente una coltre di polvere incredibile. Prego, professor Massagli. Grazie, mi permetto un inquadramento generale e poi dico qualcosa anche sul caso specifico, perché se si parte dal caso specifico, che è molto rilevante, però si rischia di assolutizzare poi una situazione estemporanea e non si colgono magari i trend in atto. Allora, la situazione generale in Italia oggi sul lavoro è curiosa rispetto al passato. È curiosa perché, dati alla mano, l'Italia non ha mai avuto un numero di occupati così elevato come in questi mesi. Da dopo il Covid ad oggi i contratti di lavoro sono cresciuti ogni anno di numeri molto imponenti. Dal Covid ad oggi abbiamo guadagnato quasi 550.000 contratti di lavoro. E la buona parte di questi, in modo stupefacente anche rispetto al dibattito che recentemente si è consumato per esempio sul referendum, la larga parte di questi è un contratto a tempo indeterminato. Cioè noi negli ultimi anni abbiamo come Italia superato una soglia che non avevamo mai visto, quella dei 24 milioni di occupati, siamo a 24 milioni e 300.000, e la larghissima parte di questi, oltre l'82-83%, sono contratti a tempo indeterminato. Bene, allora questo quadro potrebbe apparire un quadro assolutamente idilliaco. Non è così, perché noi ci sono alcuni elementi di questa crescita che meritano di essere analizzati. Primo, l'Italia rimane un paese in cui il numero dei lavoratori è piuttosto contenuto. Attenzione, i disoccupati sono coloro, tecnicamente, statisticamente, coloro che pur non lavorando vorrebbero lavorare. Ma se uno che non lavora non vuole lavorare o non può per motivi familiari, perché per esempio ha delle esigenze di cura di un parente anziano o di figli minori e quindi ha sacrificato il lavoro per questo. Quindi chi non potrebbe lavorare ma non vuole farlo non conta come disoccupato, ma conta come inattivo. L'Italia da sempre è un paese con tanta inattività. Vi ho detto che il numero di lavoratori italiani, tutti compresi, è di 24.300.000, ma sappiamo che gli italiani sono attualmente 58 milioni e mezzo, per cui abbiamo più della metà delle persone residenti nel nostro paese che non lavorano e che quindi, tra virgolette, pesano su chi lavora. Dico pesano perché la nostra, come dice la Costituzione, è una repubblica fondata sul lavoro. Questo a volte viene trattato in modo un po' retorica come frase, ma contraddistingue molto il nostro sistema. Chi lavora paga i contributi e con quei contributi, per esempio, vengono pagate le pensioni che occorrono ai pensionati, per cui meno gente lavora, meno lo Stato ha entrate per le politiche sociali e la previdenza. Per cui questo è un elemento di oggettiva difficoltà del nostro sistema, il fatto che poche persone in numero complessivo lavorino. In più, in futuro, il numero è destinato a diminuire. Perché? Perché la grave crisi demografica che colpisce l'Italia più di tutti gli altri paesi europei, anche se è comune in tutti i paesi occidentali, farà sì che noi tra 20 anni avremo circa 1,5 milioni di lavoratori in meno giovani, perché non nascono più. Per cui il tema della quantità di persone che lavorano è un tema molto rilevante anche in un momento oggi come quello di adesso apparentemente positivo. Vengo alla domanda, c'è un altro elemento che contraddistingue il nostro mercato del lavoro, che è il lavoro nero. L'Italia è il paese, tra i paesi occidentali, è tuttora uno dei paesi che ha la più alta incidenza di lavoro nero. Quindi crescono gli occupati regolari, ma rimane piuttosto stabile e pesa molto l'economia del nero in Italia. Pesa, secondo le stime dell'Istat, ma per definizione sono stime difficili, attorno a 15 miliardi. Noi abbiamo ancora una componente di lavoro nero piuttosto rilevante. Quello che lei ha descritto è un finto contratto di lavoro, quindi è sostanzialmente una forma di lavoro nero. Segnalo un terzo aspetto: è vero, stanno crescendo gli occupati, ben venga, però attenzione che l'Italia è un paese in cui cresce l'occupazione a stipendi più bassi, cioè un'occupazione povera, tecnicamente povera, nel senso che è vero che stanno crescendo il numero di coloro che lavorano, ma i salari medi e mediani non crescono.
Quindi in Italia abbiamo non tanto oggi un problema di quantità di occupazione, ma abbiamo un problema di quantità di persone che lavorano, un problema di qualità in termini di livello salariale di questi che lavorano e un problema di lavoro nero. Più chiaro di così non si può, e la ringrazio anche il professor Massagli. Allora, Don Kirchner come commenta queste parole che uno ha detto ai lavori, sa dare i numeri, sono numeri reali, però bisogna anche leggerli nella maniera giusta. Prego. A me viene sempre in mente un nostro vecchio che è andato a lavorare in Australia a tagliare la canna da zucchero, che è un lavoro infame, perché io ci sono stato su una piantagione di canna da zucchero in Brasile, ho visto che lavoro è. E lui mi raccontava, è andato in Australia negli anni 50, lui era andato al consolato dell'Australia a Milano, è arrivato là, c'era l'elenco dei posti di lavoro e con annessa l'alloggio, che era una baracca, però insomma. Lui è partito dall'Italia con la nave, 2 mesi di nave, e aveva in tasca il contratto, l'indirizzo dove doveva andare a lavorare e l'alloggio dove doveva andare a dormire. Non perché gli australiani fossero più buoni degli italiani, gli australiani non sono esattamente più buoni. Gli australiani già negli anni 50 erano semplicemente più organizzati. Parliamo degli anni 50 in cui non c'era internet, non c'era niente. Per cui se negli anni 50 uno poteva partire dall'Italia, andare in Australia, avendo già in tasca un contratto di lavoro e un posto dove andare, entrare regolarmente, non si capisce perché questa cosa qua non si possa fare oggi in Italia. Tanto più che ne abbiamo assolutamente bisogno, come è evidente, no? Perché tutti quanti dicono anche che è giusto sostenere la famiglia, è giusto augurarci che gli italiani riprendano a fare i figli, ma qualunque politica demografica avrà i suoi effetti al più presto fra 20 anni, evidentemente, perché quelli che nascono adesso lavoreranno fra 20 anni. Quindi in questi 20 anni nel frattempo, che perderemo appunto 1,5 milioni di lavoratori, qualcosa bisognerà inventarsi, ecco. A meno che non abbiamo in mente il modello Milano, no? Di cui adesso siamo pieni i giornali, dove l'idea era di attirare gli stranieri, ma quelli ricchi. Tu vieni a abitare a Milano, ti faccio pagare una tassa irrisoria, così tu vieni qua con tutti i tuoi soldi e siamo tutti qua. Questo è un altro tipo interessante che abbia fatto la sinistra, quindi insomma, sì, non è molto di sinistra come idea, però insomma è certo. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno di lavoratori, se non ne nascono qui, da qualche parte bisognerà andare a prenderli, insomma. Don, lei capisce la mia domanda, perché lei ha questi ragazzi che avrebbero anche voglia di lavorare, che non sono tutti nulla facenti, che non hanno voglia di fare niente, ci saranno anche quelli, come ci sono anche da noi, non è che sia tanto diverso. Ma soprattutto cosa dicono questi ragazzi quando vanno a lavorare? Chi è che richiede questo tipo di lavoro? Come viene retribuito, cosa dicono, cos'è l'integrazione per questi ragazzi con i quali lei, come si diceva prima, o dormono per strada oppure li accolgo. È stato uno dei primi ad aprire anche le chiese, mi sembra, ecco, anche con un sollevamento da una parte che hanno gigantito popolare, ma poi che poi il sollevamento si è abbassato adesso. Si è abbassato non c'è più nessun, il sollevamento. Non c'è più nessun sollevamento. No, beh, allora dobbiamo anche dire che ci sono tanti persone senza dimora, cioè che non hanno un'abitazione o che dormono nei dormitori, che lavorano, e spesso quando il datore di lavoro si rende conto della situazione, magari gli dà un posto per dormire in fabbrica, gli mette una brandina nell'ufficio, no, ci sono un sacco di datori di lavoro, specialmente gli artigiani, perché sono aziende piccole a gestione familiare dove il datore del titolare conosce personalmente i dipendenti e quindi se ne fa carico, insomma, come può, come riesce. Abbiamo persone che fanno lavori anche impegnativi tipo il saldatore, che poi alla sera arrivano a dormire sotto la tettoia, insomma, senza magari neanche potersi fare la doccia. E quello fa un po' impressione, ecco. Quelli che
non riescono a lavorare spesso non è perché non vogliono lavorare, ma perché vivendo in una situazione di grave marginalità, dormendo per strada, mangiando male, facendo fatica a accedere ai servizi sanitari, dopo un po' di tempo, che può essere qualche mese, cominciano a perdersi nel senso mentale. Cosa che capiterebbe anche a me se facessi quella vita quella lì. Vita là. No? Uno comincia un po' a perdersi, magari comincia a bere o a prendere altre sostanze e a quel punto c'è un degrado, ma non è arrivato qui così, è diventato così vivendo buttato là. Professor Massagli, come commenta le parole di Don Kirchner, molto chiare, realistiche? Anche lui tocca con mano quella che è la realtà. Piccolo e bello, ma se ti allarghi un po' non è più così. Lavori ma dormi per strada o sotto una grondaia se la trovi. Prego, professore, come commenta? Soprattutto nel nord Italia, oggi, se sono vere le indagini che vengono regolarmente fatte dalle regioni, ma anche dalle camere di commercio, con un sistema ormai abbastanza rinforzato, abbastanza certificato, che è il sistema Excelsior di Unioncamere, se sono vere quelle indagini, nel nord Italia il numero di imprese che cercano lavoratori di qualsiasi mansione, anche mansioni semplici, anche mansioni operaie, impiegatizie, non necessariamente gli ingegneri nucleari. Le imprese che cercano lavoratori sono tantissime, molto di più del numero di lavoratori che stanno cercando lavoro. Questo è molto particolare per il nostro paese, perché questa è una crisi da offerta di lavoro, cioè le proposte di lavoro sono di più del numero di lavoratori, mentre noi in Italia abbiamo sempre conosciute le crisi da domanda di lavoro, cioè più persone che vogliono lavorare per meno posti. Ora, se è vero questo interesse delle imprese, e secondo me nella mia esperienza, se guardiamo soprattutto il nuovo triangolo industriale, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, è abbastanza vera, inserirei anche il Trentino Alto Adige in questa statistica, il Friuli, che sono territori che attualmente hanno tassi di disoccupazione sostanzialmente nulli, perché quando il tasso di disoccupazione è sotto al 4-5 è strutturale, è il normale turnover del lavoro. Bene, allora bisogna riuscire a convincere gli imprenditori a investire su tutte le persone, anche sulle persone che in questo momento non hanno un lavoro ma vogliono lavorare, i giovani magari con titoli di studio più bassi, o i lavoratori di origine non italiana che magari sanno poco la lingua ma hanno voglia di lavorare con contratti di lavoro seri e legali. Allora bisogna investire su questo aspetto. Bisogna investire vuol dire diminuiscono le persone, si abbandonano le aree interne, potrebbe voler dire, perché no, incominciare a offrire alloggi veri anche alle persone che vengono a lavorare, si trasferiscono per lavorare. Ci sono molte zone interne della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna dove la quantità di posti di alloggi è estremamente più elevata del numero di persone che ci abitano, perché le persone tendono ad andare verso le grandi città o verso le coste. Questo è una qualcosa che osserviamo in tutto l'Occidente ed è un elemento molto problematico della nostra società. Allora, per cui provare a riattrarre le persone, offrendo loro rispetto al passato anche alloggi, occasioni di formazione, occasioni di istruzione per chi ha titoli di studio basso, è un modo per riuscire ad avere i lavoratori, quindi per le aziende per riuscire ad accogliere le commesse e continuare a essere competitive e probabilmente anche per fare reale inclusione sociale. Poi chiaro, l'Italia è molto lunga, quindi non è così in tutte le zone d'Italia, ma nel centro-nord questo è molto vero. È anche un modo per evitare l'effetto Milano che veniva prima giustamente citato dal suo ospite. Mi permetto di citarlo perché io sono milanese, per cui conosco molto bene il fenomeno che si è verificato di fatto negli ultimi 20 anni sicuramente di crescita, di importanza della città di Milano, di crescita architettonica, eccetera, eccetera, ma è un fenomeno di esclusione delle persone con lavori di lavoro. Professor Massagli, mi sembra che la politica abbia fatto tutto cerchio di protezione
ecco, rispetto invece alla presa di posizione che avrebbe dovuto prendere, ma non solo Milano, io ho letto anche a Jesolo, appartamenti da 1 milione di euro, ecco, queste torri gigantesche già vendute, ce ne sono poche, ma tutto sommato sono zone balneari, il problema è, ma gli altri cosa fanno, dove vanno, ecco, come lavorano, come vivono, possibile, perché lei è stato chiaro, vuol dire che qualcuno non ha deciso di fare questo. Il rischio di fenomeni come quello di Milano, dove io in realtà comprendo lo scetticismo della politica rispetto nel caso specifico rispetto al modo di procedere della magistratura, che francamente è sempre un po' problematico, perché ciò fa sembrare il fenomeno Milano come un problema di autorizzazione degli ultimi anni. No, Milano è cambiata in senso problematico anche, proprio come impostazione culturale della città, in un arco di tempo molto lungo, che va oltre adesso la creazione dei grattacieli, è proprio il modello che è stato scelto problematico. Il problema di questi modelli di urbanizzazione è che noi rischiamo di avere quello che la Francia invece conosce benissimo, che sono le banlieue, cioè i dintorni delle grandi città, dove chi rimane escluso dal luccichio della ricchezza del centro città finisce col vivere, e magari con un crescendo di frustrazione rispetto alla situazione, e quelle sono situazioni che, se non vengono governate, cioè non si riesce davvero a includere la società, sono situazioni che prima o poi possono esplodere in termini anche pericolosi. Meno male che l'ha detto professor Massaggi, perché non sento mica che tanti dicono quello che sta dicendo lei. Adesso sì, però aspetti, perché ho Lorenza da Mestre, se no mi cade la linea, poi le do la parola. Vai Lorenza. Buongiorno Mirella, lei e i suoi ospiti. Allora, io volevo collegarmi un attimino al discorso. Ecco. Allora, buongiorno Mirella, lei e i suoi ospiti. Io volevo collegarmi un attimino al discorso del modello di Milano. Io da giovane ho avuto modo di lavorare un periodo per il Ministero eccetera, e mi ricordo un bel periodo, non c'era questo sviluppo, come posso dire, per un certo tipo di persone che hanno possibilità. Io ero una semplice impiegata che faceva un corso e noi trovavamo da alloggiare, dividevamo le spese in un appartamento dignitoso, cosa che adesso io ho un nipote purtroppo che studia a Milano e purtroppo devono fare i salti mortali perché lui continui a studiare a Milano, cioè c'è, come posso dire, c'è anche un degrado a livello anche, come posso dire, amministrativo, perché no? Perché appunto stiamo scoprendo che Milano va bene per chi ha le possibilità, e questo non vorrei che fosse un modello anche per le altre città. Molto chiara Lorenza, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma sei stata chiarissima. So che Don voleva intervenire, sì. Prego. Due esempi solo. Su Milano leggevo una cosa anche così interessante, che l'ATM, quella dei tram, non fa fatica a trovare gli autisti, anche la MoMA Treviso fa fatica a trovare gli autisti. Ma a Milano perché lo stipendio di un autista dei tram non è sufficiente per vivere a Milano, appunto. Quindi non è solo un problema dei poveri marginati, ma comincia a essere un problema anche per le persone normali che fanno un lavoro normale, perché un autista di tram o di autobus non è un lavoro particolarmente povero, ma come dice il professore prima, diventa un lavoro povero perché lo stipendio non è sufficiente per permettersi di abitare in centro. Ma questo lo vediamo anche a Treviso, ecco, non è che occorre andare a Milano, cioè ci sono zone di Treviso, tipo quella dove abito io, dove il costo delle case, degli affitti è talmente elevato che taglia fuori tutta una fascia di persone italiane, non persone straniere, persone italiane che lavorano ma non possono permettersi Quindi questo diventa poi un fattore di esclusione non solo per lo straniero che fa fatica, ma diventa un fattore di esclusione per gli stessi italiani. Se poi i paesi dell'interno di campagna si spopolano, succede che ti chiude la scuola, come è successo a Santi Angeli, prima sul Montello, ti chiude la chiesa, ti chiude il panificio, ti chiude il fruttivendolo, e quindi poi chi ne risente sono quegli italiani, quelle famiglie che sono rimaste là perché magari
fanno i contadini, le possono spostare il campo, no? E in certi posti siamo già arrivati, no? In certi paesi dell'Appennino dove questo fenomeno di spopolamento è molto avanzato, alcuni comuni dell'Appennino hanno offerto le case a €1 per chiunque voglia andare a abitare là, perché hanno capito che ti posso anche regalare la casa, perché il fatto che tu venga a abitare qua è un bene non solo per te, ma è un bene per la comunità. Perché l'economia comincia a girare, siamo sempre là. Perché riapriamo la scuola e il panificio. Esatto. Allora, professor Massagli, ma è possibile che lavorando si rimane poveri? E lo dice una che oggi domani avrà questo banco alimentare aperto, dove vede famiglie con 2 stipendi che non ce la fanno per il problema che ha detto giustamente il Don. Gli affitti sono alti, i mutui lo stesso, poi ci sono le spese condominiali, poi ci sono le bollette, i figli che crescono, andare al lavoro con la macchina, solo la macchina, assicurazione, bollo, revisione, chi ne ha più ne metta. Sanità. Cioè, sanità, ma come fanno? È possibile lavorare e rimanere poveri in Italia? Ma è mai possibile? Professor Massagli, dovranno pure intervenire e prendere in mano la situazione, perché capisco che loro non si rendono conto perché non lo vivono, perché solo chi vive sa i problemi che parliamo, gli altri lo sentono ma non lo vivono, è diverso. Ma è possibile lavorare e rimanere poveri? Secondo i dati degli ultimi anni, sia di istituti di statistica come l'Istat o l'Eurostat, ma anche della Caritas, per esempio, che ha uno dei migliori osservatori in Italia sul lavoro povero, un fenomeno che noi stiamo osservando è proprio questo. Il lavoro povero vuol dire che si ha un contratto di lavoro regolare, ma nonostante il lavoro si rimane nella soglia vicina alla povertà, non sotto la povertà, ma vicina, quindi in prossimità della povertà. Cosa vuol dire essere vicino alla povertà? Che basta un imprevisto, che può essere un dente cariato, un imprevisto, non intendo un incendio alla casa, può essere un impegnativo intervento solo ai denti, che sappiamo che costa molto. Basta un imprevisto di questo genere, una sanzione dell'Agenzia delle Entrate per magari un errore nella compilazione dei redditi o dei lavori straordinari al condominio perché si è rotto l'ascensore. Basta un imprevisto di questo genere, si va sotto la soglia della povertà, cioè sostanzialmente pur lavorando in modo regolare secondo i contratti non si riesce ad arrivare a fine mese. Questo è un problema reale. Prima giustamente è stato citato l'esempio dell'autista di autobus, no? Vi faccio un esempio. A Milano, dove effettivamente c'è questo problema, un contratto di ingresso per gli autisti di autobus, e comunque, ripeto, vanno vuoti molti di questi concorsi, è attorno ai 1.400 euro, che non è una cifra irrisoria, cioè se fossimo nell'interno dell'Appennino, come si diceva prima, è una cifra con cui certamente riesci a avere un mutuo e a mettere da parte, come fanno tutti gli italiani da sempre, una quota per gestire le emergenze o per il futuro, per i figli, eccetera. A Milano vanno vuoti perché le persone si accorgono che però Milano è anche una città il cui prezzo medio al metro quadro della città intesa come comune, il comune di Milano è relativamente piccolo perché poi ha tutto l'Interland, il prezzo medio è attorno ai 5.800-6.000 euro al metro, per cui una casa sotto i 100 metri quadrati difficile che vada via a meno di 400.000-450.000 euro. Per cui i 1.400 euro che uno prende, che pure sarebbero un buono stipendio, andrebbero per oltre il 60-70% nel mutuo. Se usiamo il criterio della banca, che poi come sapete mica te le dà tutti, ma ti dà solo l'80% se va bene, eccetera. Questo cosa genera? Genera che le persone escono, ma uscire vuol dire che io devo andare, ci metto più tempo ad andare a lavoro, che ci metto più tempo a tornare, e quindi sì, ok, avrò il costo del trasporto, ma soprattutto il tempo che tolgo alla famiglia. Se ho dei bambini piccoli vuol dire che quei bambini staranno più tempo con qualcun altro. Non è detto che siano i genitori, perché i genitori magari lavorano ancora, perché l'età di pensione, come sapete, si è alzata, o non sono della città e quindi mi rifaccio una babysitter, ma la babysitter è ammalata e non so come fare. Questo genera questi fenomeni che stiamo discutendo, che sono problemi magari poco romantici, poco scientifici, ma molto concreti, che fanno capire come si sta generando una possibile frustrazione delle persone che, pur avendo fatto tutto quello che devono fare, studiare,
diplomarsi o laurearsi, ottenere un lavoro sicuro, nonostante questo fanno fatica. Ecco, questo prima o poi genererà un rigetto di questo modello. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno, sei ospite. Allora, guarda, proprio sabato dove abito io, a muro con muro, ci sta uno diversamente italiano, ecco, comunque ha quasi 30 anni. E allora non mi fa, ciao, come stai? Io gli ho detto bene. Allora ho detto, abiti qua? Sì. Ha detto, e che lavoro fai? Gli ho detto, ma siccome che sa parlare l'italiano, allora ha detto che va alle 4:30 del mattino in una stalla dei maiali, alle 4:30 fino all'1:30, tutti i giorni, anche la domenica. Ho detto, bravo, comunque guarda, dove abito io ci sono tutti stranieri, comunque c'è un imprenditore edile che ha 3 appartamenti e questi 3 appartamenti li danno ai poveri ragazzi che vanno a lavorare, ma fanno i muratori, cominciano alle 5 e tornano alle 6 di sera cotti, tutti stufi con questi zaini, questi borsoni, poveretti, guarda. Io vedo tutti i giorni queste cose. Ecco. Grazie Mirella, molto chiara Mirella, bisogna riflettere anche su quello che sono, come vivono queste persone. Ecco, la fede, anche la fede è molto importante, ecco, molti sono molto dediti alla preghiera, più anche di noi che critichiamo tanto, però quello che vediamo, la fede può anche aiutare, sperare, cercare di avere un futuro migliore. Prego Don. Sì, perché la situazione che descriveva prima il professore, no? Chiaramente le persone poi quando non ce la fanno, no? Sono frustrate e si preoccupano e diventano anche un po' nervose o un po' si incattiviscono, no? E la manovra rischia sempre di essere quella di dire, ma questa rabbia della gente da che parte va a finire? Allora la rabbia potrebbe diventare una spinta per chiedere agli amministratori, al governo dei cambiamenti, per darci da fare, metterci insieme, oppure l'altro sistema è deviare la rabbia contro qualcuno, il famoso capro espiatorio. Allora sono i fascisti, sono i comunisti, sono i preti, sono gli atei, sono gli stranieri, no, che è molto più semplice, no? Perché tu praticamente la rabbia di uno che sta male, anziché diventare una spinta a costruire qualcosa di diverso, la fai deviare e si scarica contro qualcuno che alla fine però ha gli stessi problemi tuoi. E questo è l'antico sistema dei romani, no? Che dicevano divide et impera, che vuol dire tu dividi l'avversario e così lo controlli meglio, no? Ecco. La spinta della fede sarebbe di capire che una certa rabbia o ira è anche un sentimento normale in chi magari sta male, però anziché appunto andare a scaricarla, a giudicare, a far male a qualcun altro, magari ci si può mettere insieme, scoprire che abbiamo più o meno le stesse difficoltà, no? Perché è vero che lo straniero ha delle difficoltà ad accedere agli uffici, a capirsi con la burocrazia, ma è la stessa difficoltà che abbiamo noi. Ecco. È vero che lo straniero fa fatica a trovare casa perché viene pagato poco, ma alla fine è lo stesso problema degli italiani. Eppure Don, abbiamo tanti anziani, diversamente giovani come li chiamo io, soli a casa. Cioè non sono tutti delinquenti questi ragazzi che vengono qui, che vogliono lavorare, vogliono integrarsi, però c'è la paura del diverso, guai mettersi a casa una persona di queste che invece sarebbe anche un aiuto, una sicurezza. Familiari non ne parliamo, quando sento di parlare di un divano, no, per carità, ma ci mancherebbe, come che se tutti stuprassero e violentassero. Ecco, non c'è anche una mentalità culturale un po' da cambiare? Perché non cercare di aiutare questi diversamente giovani che sono in grosse difficoltà, la solitudine, ecco, di aiutarli anche integrando, anche visto che hanno queste case magari anche molto grandi, cercare anche di dialogare. Ecco, io mi rendo disponibile anche come associazioni di volontariato a verificare, a controllare, a vedere, perché insomma avranno anche dei requisiti, non sono tutti mica delinquenti. Prego.
Però fatica. Credo che, con tutto il rispetto per il luogo in cui ci troviamo, credo che gli anziani o le persone guardino molto la televisione, ma forse poi non c'è un contatto diretto con le persone. La persona che ha chiamato prima, di Riese, parlava di persone che lei conosce, vede, addirittura ne sente l'odore, la puzza quando tornano dal lavoro sporchi. No? Però scusa, pareri quella persona che gli ha detto come stai. Esatto, no? Ma perché lei li tocca, li sente, no? Cioè, non basta vedere, ecco, occorre l'odore, toccare, sentire. Allora tu cogli chi è l'altro davvero. Faccio questo piccolo esempio, no? Mi è successo in settimane scorse che un genitore dell'asilo ha protestato, poi ha chiamato i vigili urbani perché vicino, sul retro insomma, dell'asilo ci sono alcune persone che dormono lì, poi di giorno stanno lì perché c'è il bagno che abbiamo messo a disposizione. Così. Allora io capisco benissimo, mi rendo ben conto che una mamma che arriva nel quartiere da fuori, che magari non conosce molto, e vede 2 o 3 persone sedute sugli scalini della chiesa che bivaccano lì, capisco che a lei questa cosa faccia impressione. Non fa nessuna impressione a tutte le altre mamme che abitano là perché sono abituate, perché sono anni che c'è questa presenza, alcuni li conoscono per nome, sanno benissimo chi sono, quindi per loro sono dei vicini di casa, anche se non sono proprio in casa. Ma quello che fa la differenza è semplicemente la conoscenza, ecco, che non può avvenire per sentito dire o per visto da uno schermo, ma può avvenire soltanto per contatto diretto. Ecco. Quindi la differenza la fa questa. Non credo che noi siamo più buoni o più bravi, perché noi semplicemente usciamo e li vediamo, ci possiamo parlare insieme, ci possiamo chiacchierare, ci possiamo anche arrabbiare, ma c'è un contatto diretto, reale, umano. Io ringrazio il professore Emanuele Massagli di essere stato con noi, grazie veramente professore anche per quello che ha cercato di spiegare anche del lavoro molto importante. Ecco, bisogna capire anche con persone, parlare con persone competenti che danno i numeri e dicono il valore dei numeri, però bisogna vedere chi dà i numeri perché poi se no li diamo noi i numeri. Grazie a Don Giovanni Kircher di essere stato con noi, parroco di Santa Maria del Sile, che è una chiesa che andate a vedere dove toccherete con mano la realtà. Se avete piacere di capire cos'è il diverso, ecco lì troverete il diverso e capirete chi è. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi! Oggi vi presentiamo delle mazzancolle farcite con del lardo e passate alla griglia. Accompagnate da una bella insalatina mista condita con una vinaigrette all'arancio. Allora, noi abbiamo già preparato alcuni spiedini, però vi facciamo vedere come si parte. Prendiamo le nostre mazzancolle, le peliamo andando a premere sulla pancia e togliamo la buccia che hanno attorno, lasciando l'ultima parte. L'ultima parte la lasciamo perché ci aiuterà a non seccare la polpa della mazzancolla durante la cottura. Prepariamo tutte le mazzancolle in questa maniera, dopodiché andiamo a farcirle con il lardo, delle fettine di lardo, partendo dalla testa e avvolgendo la polpa della mazzancolla. Ecco, eseguiamo questa operazione per tutte le mazzancolle che vogliamo preparare, dopodiché le sistemiamo in spiedino come vedete. Prendiamo il nostro spiedino e lo appoggiamo su una griglia bella calda oppure anche in una padella antiaderente con un goccio, ma proprio un filo di olio, anche senza volendo, e le portiamo a cuocere non a temperatura troppo alta perché il grasso si deve sciogliere lentamente ed insaporire la mazzancolla. Nel frattempo che la nostra mazzancolla va in cottura, noi avremo già preparato un'insalatina
che andremo a condire con una vinaigrette all'arancio. Per fare la vinaigrette all'arancio avremo bisogno dell'arancio, del sale e dell'olio, volendo del pepe. Prepariamo la nostra vinaigrette spremendo un mezzo arancio in un contenitore, poi ci aggiungiamo un pizzico di sale, una macinata di pepe e dell'olio extravergine di oliva. Praticamente la vinaigrette è quella con cui poi condiremo l'insalata. Giriamo il tutto, creiamo una salsina leggermente densa con la quale andremo a condire l'insalata, che poi useremo sia come contorno sia come decorazione per i nostri spiedini. Eccoci qui. Conclusa questa operazione, torniamo ai nostri spiedini che sicuramente saranno pronti. Giriamo i nostri spiedini, come potete vedere il lardo si è sciolto e si è unito praticamente alla polpa. Un altro minutino anche da questa parte, dopodiché andiamo a comporre il nostro piatto. Per comporre il nostro piatto prendiamo l'insalatina che abbiamo condito in precedenza, la versiamo, la appoggiamo nel nostro piatto, ecco qui, appoggiamo lo spiedino sopra l'insalata, condiamo leggermente, ma leggermente, perché il lardo è già salato per conto suo, un filo d'olio e abbiamo preparato i nostri spiedini al lardo.